Buongiorno a tutti, porgo un benvenuto e ringrazio il Presidente della Prima Commissione Consigliare che ha fortemente voluto e promosso questo evento, scegliendo appunto Palazzo Ferrofini, la casa di tutti i Veneti, come spazio ideale per affrontare un tema su cui la politica ha molto da riflettere e molto da fare. Ringrazio anche l'amico Aldo Rozzi Marin che sul tema si sta impegnando veramente molto negli ultimi anni, si sta impegnando anche come muratore a casa a sistemare una splendida villa che quando sarà pronta vogliamo essere invitati a vedere i risultati. Non vi sottraggo tanto tempo anche perché i relatori sono molto qualificati e anche molti. Il tempo è tiranno, io mi limito solo a brevi considerazioni che non sono marginali nella vostra riflessione. La prima cosa da fare per salvaguardare e promuovere il patrimonio culturale e costruire e alimentare un forte sentimento di consenso nella cittadinanza perché appunto si difende ciò che si conosce, come ben dissi all'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in visita a Vicenza in occasione del cinquecentenario della nascita di Andrea Palladio, ammettendo che quella era la prima volta che lui visitava Vicenza, rimanendone ammagliato. Vicenza, città dell'UNESCO, grazie a un patrimonio pubblico e privato sconosciuto persino appunto al Presidente della Repubblica. Quando non si conoscono le città, i borghi, le ville, i castelli, difficilmente la politica, ma anche la cittadinanza o gli attori socio-economici affrontano i problemi o sviluppano le potenzialità di chi è chiamato a gestire quotidianamente quei beni inestimabili. Parlo per conoscenza diretta, sono stato assessore in provincia di Vicenza e la provincia di Vicenza è proprietaria della splendida Villa Cordellina, tra i primi esempi di neopalladianesimo settecentesco affrescata dal Tiepolo, e so bene quanto costi mantenere quel patrimonio, so bene che gli introiti dati dalle visite coprono una minima parte della spesa. La stessa UNESCO, quando la Presidente della provincia avviò l'iter per il riconoscimento di bene patrimonio dell'umanità alle ville palladiane, notò che bisognava trovare forme dinamiche di gestione, compresa la trasformazione delle dimore in spazi di ospitalità e convivialità. E voi tutti sapete bene quanto sia difficile anche dal punto di vista burocratico e di rapporti con la sovrintendenza questa materia. C'è un caso che oggi qui denuncio, come a suo tempo denunciai la vicenda del palladiano villino fornicerato, abbandonato e in stato pietoso, ma oggi ritornato a nuova vita grazie a un privato, l'imprenditore Ivo Boscardin, che l'acquisì nel 2017 e dopo un restauro di una correttezza estrema l'ha riaperta al pubblico. Penso a Villa Eolia, Longare, eretta nella seconda metà del Cinquecento dal conte Francesco Trento, affrescata dal Fasolo e descritta dal Palladio nei suoi 4 libri di architettura nel 1570 per lo straordinario sistema di climatizzazione grazie a condotti sotterranei naturali e in parte artificiali collegate alle grotte che forniscono d'estate aria fredda necessaria a climatizzare l'ambiente. Una villa che affascinò persino Galileo Galilei, oggi proprietà privata, ma che fatica a trovare le risorse per il restauro e la sua messa in sicurezza. In anni di crisi energetica, Villa Eolia è un modello formidabile che vive paradossalmente una situazione di rischio profondo. Questo mi sembra un controsenso. Purtroppo viviamo in una nazione che dice di avere il 70% dei beni culturali dell'umanità, una nazione che però nella quale non si insegna capillarmente storia dell'arte, non si insegna ad amare e conoscere questo patrimonio, la storia e soprattutto le realtà locali, è una delle grandi neglette nell'insegnamento. Magari sappiamo qualcosa di Sette Re di Roma, ma non conosciamo neanche il nostro territorio, la sua storia e la sua bellezza. Il problema è grave, soprattutto se consideriamo che anche per gli edifici storici si dovrà affrontare la stagione dell'efficientamento energetico e quindi costi non marginali per le proprietà. Tema devastante in una nazione dove la vetustà del patrimonio immobiliare è abbondantemente diffusa. Mi taccio perché ho parlato fin troppo e auguro a tutti voi un'intensa quanto proficua giornata di lavoro. Lascio all'amico Aldo Rozzi Marin la gestione e la regia della giornata.
Lo dico anche in questa occasione, questa sede è a disposizione di iniziative di alto livello, alta qualità, di profondo senso anche civico, e la vostra lo è assolutamente. Felici di ospitarvi oggi, anche in futuro quando avrete cose di questa caratura siamo disponibili a rimettere a disposizione i nostri spazi, le nostre strutture, il nostro sistema anche di diffusione e di registrazione, perché penso possa essere utili a quello che fate giornalmente, ma soprattutto, ripeto, a diffondere l'impegno che voi profondete nella gestione di un patrimonio inestimabile. Buon lavoro a tutti, grazie Aldo. Ringrazio il Presidente Roberto Ciambetti. Buongiorno a tutti. Porgo il mio saluto agli illustri relatori di questo convegno sui beni storico-artistici privati. E quindi saluto anche al Presidente della Prima Commissione degli Affari Istituzionali, Dottor Luciano Sandonà. L'assessore Donazzana arriverà a breve, l'assessore regionale al lavoro. Saluto Giacomo Di Tiene, Presidente nazionale dell'AZI, Giulio Gidoni, Presidente della sezione AZI Veneto, Giorgio Spaziani Testa, Presidente di Confedilizia, Luciano Monti, docente Luis, direttore scientifico della Fondazione Bruno Vicentini, Claudia Cioffi, ricercatrice della Fondazione Bruno Vicentini, Amerigo Restucci, Presidente dell'Istituto regionale Ville Venete, Ludovico Giustiniani, Presidente Confagricoltura Veneto, e Francesco Grimaldi, restauratore di beni culturali e rappresentante della CNA. Oltre alle autorità, saluto i giornalisti, gli architetti e i rappresentanti delle memorie storiche. Ringrazio tutti voi presenti a questo appuntamento. I miei complimenti a chi ha promosso questo convegno sui beni storico-artistici privati, cioè l'Associazione Dimore Storiche Italiane, AZI, e un ringraziamento al Consiglio regionale del Veneto per ospitarlo. Do la parola a Luciano Sandonà, Presidente della Prima Commissione Consigliare Permanente. Grazie Aldo, buongiorno a tutti anche da parte mia. Mi unisco ai saluti di tutte le autorità e tutte le persone che sono qui presenti oggi. Voglio ricordare anche la collega Silvia Manio, che è qui con noi presente qua al convegno di oggi, e ringrazio anch'io Aldo Rozzimarin per aver organizzato assieme a noi il convegno, specialmente il Presidente Giacomo Di Tiene, il Presidente Gidoni e i Presidenti rispettivamente di AZI nazionale e regionale, per aver voluto fare questo incontro oggi qui in Consiglio regionale del Veneto. Aggiungo anche ringraziamenti alla dottoressa Bartoloni, che ha organizzato fisicamente la giornata di oggi e quindi ci ha dato una grossa mano. Ho poco da aggiungere a quello che è già stato detto e credo che sia interessante ascoltare gli interventi di tutti coloro che oggi ci faranno una fotografia, ci danno una fotografia e parleranno delle problematiche delle dimore storiche italiane. Credo che questo sia un problema molto sentito in Italia, nel nostro paese, ma specialmente nel Veneto, dove abbiamo tantissime dimore storiche. E credo che va un mio ringraziamento particolare per l'edizione di questo rapporto annuale dell'osservatorio, perché mette in luce e mette il focus su quelle che sono non solo le problematiche, ma anche sono le prospettive, sono tutte le possibilità che abbiamo di questo che è un nostro immenso patrimonio culturale, storico, artistico, e che non sappiamo, come è già stato ricordato prima, adeguatamente valorizzare. Questo rappresenta senz'altro una delle nostre forze, rappresenterebbe una forza importante anche non solo del turismo del Veneto, ma anche del nostro modo di stare insieme, del nostro modo di essere veneti italiani, che ci riconosciamo nelle nostre dimore storiche. Io ricordo che molti paesi hanno una dimora storica al centro del paese. Mi viene in mente per tutti Piazzola sul Brenta, no? Qui in Veneto, e credo che questo sia anche un modo diverso, differente, anche per crescere nel turismo, per crescere nell'enogastronomia, per crescere anche
in quello che è il futuro, diciamo, del nostro Veneto e anche del nostro paese. Chiudo ricordando quello che viene fatto in altri paesi dove ci sono magari dimore storiche molto meno significative e importanti rispetto al nostro. Penso sempre alla Francia come esempio, conosciamo benissimo i cartelli stradali che ci indicano magari una dimora storica e poi si esce dall'autostrada o dalla strada normale, si trova magari poco più che un rudere o una dimora che non è neanche paragonabile a certe bellezze che abbiamo nel nostro territorio. E quindi la giornata di oggi che sia anche un nuovo inizio, una spinta anche per la politica, per le istituzioni, per le associazioni, tutti coloro che stanno attorno a questo mondo e che credo sia importanti per valorizzare e portare a compimento una riforma, secondo me, che è necessaria, cioè che è quella di valorizzare realmente le dimore storiche e di dare anche una mano a coloro che sono i proprietari che a volte si trovano in grave difficoltà. Ma sono tutti temi che verranno affrontati oggi e staremo ad ascoltare bene quelli che saranno gli interventi dei relatori. Grazie. Ringrazio Luciano Sandonà, Presidente della Prima Commissione, per le sue parole e anche per la sensibilità e la concretezza dopo con la quale sta portando avanti delle iniziative di cui più avanti avremo anche delle belle novità. Chiamo a intervenire Giulio Gidoni, Presidente della sezione AZI Veneto, direttore dell'Avvocatura Civica del Comune di Venezia dal 1990 al 2014, per 5 anni professore di diritto urbanistico, membro per 14 anni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, consigliere della sezione AZI del Veneto dal 2010 e presidente della sezione AZI Veneto dal 2019. Giulio, a te la parola. Grazie Aldo, io ringrazio tutta la Regione, dal Presidente del Consiglio al Presidente della Commissione Luciano Sandonà, alla dottoressa Bortoloni, che è stata effettivamente, assieme alla nostra Eufemia Pizzi, l'elemento centrale per riuscire a coordinare bene questo convegno. Mi vergogno un po' di quello che ha detto Aldo, di tutto quello che ho fatto nella mia vita, che ormai è abbastanza passato, ma ce la mettiamo tutta per portare a termine questo impegno sulle dimore storiche. Io sono breve perché avrei, agganciandomi a quello che ha detto il dottor Sandonà, io avrei una grande idea, una grande, forse esagerata ipotesi, che è quella di vedere l'Istituto regionale Ville Venete trasformarsi in un istituto sempre sotto la Regione che possa, sulla base degli articoli 16 e 17 della legge cultura della Regione Veneto, occuparsi anche del rimanente patrimonio storico, artistico, culturale esistente nella Regione. Noi non abbiamo solo le ville venete. Le ville venete sono una cosa importantissima, basilare, ma abbiamo anche tutta una serie di centri storici minori che sono tutti citati nella legge 17 del 19, che creano un indotto a tutta la regione. Noi questa cosa deve essere promossa, valorizzata e portata a conoscenza dell'Europa intera, perché è questo che sarà il motore per il turismo e quindi per l'indotto che si crea sul territorio. Almeno questa è la mia speranza, perché poi la lascio ai politici, perché questa trasformazione deve ovviamente passare in consiglio regionale e conseguentemente ovviamente poi l'istituto deve essere
deve essere anche implementato nelle funzioni e probabilmente anche nel denaro. Io credo che il meccanismo dell'abbattimento dei mutui, che è stato un elemento essenziale per certi restauri delle ville venete, debba essere allargato anche agli immobili storico-artistici presenti nei borghi. Io lascerei perdere forse certe città, e qui mi do una zappa io sui piedi, come Venezia, che forse con il turismo ormai monoculturale riesce nelle trasformazioni degli immobili, riesce comunque a restaurarli, però tantissimi altre cittadine, anche capoluoghi di provincia, e poi tutte i nostri borghi, chiamiamoli così, hanno bisogno di un aiuto. Restaurare un tetto ha dei costi, diciamo, tutti lo sappiamo, non indifferenti. Io ringrazio, quindi ripasso la parola a Aldo e ho finito e non avrò altre cariche in futuro. Ringrazio Giulio Gidoni per le sue parole e ringrazio anche l'assistenza tecnica dell'ufficio del Consiglio regionale del Veneto. Mi saluti Antonio Franzina e tutto lo staff che sta collaborando anche nella diretta. Prima di passare la parola vorrei anch'io dire e fare qualche riflessione. Sono contento di partecipare a questo convegno nella qualità di una società della Regione del Veneto, quale Veneto Edifici Monumentali, che si occupa di due complessi monumentali come sono Villa Contarini e il complesso monumentale di Monselice, cioè il Castello Cini, il Mastio Federiciano e Villa Duodo. E anche essere in questa sede, in una sede del Consiglio regionale, perché ci troviamo a parlare di beni storico-artistici privati. E quindi significa che abbiamo creato nell'ultimo periodo un ponte importante e fruttuoso di dialogo tra i proprietari delle dimore storiche e la Regione del Veneto. Iniziative di AZI come l'odierna concorrono alla valorizzazione dello straordinario patrimonio storico e culturale del nostro territorio. Le dimore storiche rappresentano infatti una vasta eredità storica e architettonica sulla quale si aprono differenti opportunità di fruizione. È fondamentale quindi conoscere il fenomeno, la sua dimensione, l'impatto sociale e economico per definire attente strategie di tutela e valorizzazione. Perché proteggere questi beni? Primariamente le dimore storiche sono parte integrante dell'identità e della storia della nostra terra. Le ville venete, per esempio, sono testimoni di un sistema economico, politico e sociale sviluppato dalla Repubblica di Venezia. La civiltà di Villa ha profondamente inciso sull'organizzazione del territorio attraverso la bonifica e il lavoro agricolo, ma anche la produzione manufatturiera e la creazione artistica e architettonica, trasformando l'assetto territoriale e paesaggistico in modo ancora oggi visibile. Una serie positiva di valori culturali che ci viene tramandata dalle dimore storiche e che ci permettono di capire chi siamo e da dove veniamo. Vorrei a questo punto citare Paola Dubini, docente di management dell'Università di Bocconi di Milano, che si occupa di aziende culturali, che parla delle condizioni di sostenibilità delle dimore storiche. E questo valore identitario determina il nostro radicamento in una comunità tanto più importante quanto più le vicende storiche, politiche e economiche e i processi di globalizzazione portano a separare le persone dai luoghi di origine ed allontanare dalla propria comunità. È la nostra capacità di essere radicati che ci consente di non perdere la bussola, di non sentirci permanentemente estranei e in rincorsa in una società sempre più liquida, sempre meno geograficamente definita, sempre più interconnessa, nella quale
Le relazioni fra individui e lo stato individuale sono definiti da processi di consumo. La cultura fornisce punti di riferimenti e mitiga il bisogno di apparire, il consumo esasperato e l'emercificazione dell'esistenza, contrastando i processi di omologazione. Credo che è importante tenere presente il quadro in quale noi ci troviamo. Anche quello giuridico, la Costituzione italiana affida alla Repubblica la tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico della nazione, lo sappiamo, articolo 9, e la competenza alle regioni, articolo 117, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali. L'attuazione di uno dei principi costituzionali, come appunto la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, passa anche attraverso l'azione dei proprietari delle dimore storiche, a carico dei quali il Codice dei beni culturali e del paesaggio pone l'obbligo di sorveglianza e custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria e garanzia di accesso e fruizioni da parte del pubblico. Le dimore storiche sono una fonte di ricchezza per il territorio. Come un tempo la villa era luogo di produzione, sede di rappresentanza, centro di aggregazione sociale, area di scambi e di transito e di commercio, anche oggi le dimore storiche sono una risorsa culturale che genera economia in quanto componente di un sistema. E pensiamo alla filiera del turismo, ma anche a quella dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio. La valorizzazione di questa risorsa culturale ha una dimensione dinamica perché interessa la dimora storica, l'ambiente e il territorio, coinvolgendo attivamente diversi soggetti. Le dimore storiche, oltre a essere luoghi di cultura, ospitano imprese agricole, enogastronomiche, incubatori di impresa, sedi di rappresentanza di attività commerciali, laboratori didattici, eccetera, e accolgono i visitatori e i turisti. I beni storico-artistici sono risorse importanti del nostro territorio che dobbiamo salvaguardare. Concludo ricordando una frase di Giuseppe Mazzotti. Durante il primo semestre del 2023 abbiamo ospitato in Villa Contarini la mostra Ville Venete di Giuseppe Mazzotti e ho riscritto questa frase che era presente in uno dei pannelli. Non mi stanco di ripetere in ogni occasione che se si vogliono veramente conservare antichi edifici di carattere artistico, bisogna mettere i proprietari in condizioni di vantaggio sul piano economico rispetto ai proprietari di immobili nuovi, costruiti per speculazioni, altrimenti essi avranno l'interesse a lasciar cadere i loro poveri edifici deboli di struttura. Mi congratulo con gli organizzatori nuovamente del convegno e con la Fondazione per il rapporto dell'Osservatorio Culturale Privato. Grazie. Passo la parola a Luciano Monti e Claudia Cioffi. Luciano Monti è coordinatore dell'Osservatorio Patrimonio Culturale Privato Fondazione Bruno Vicentini, nonché docente LUISS di Politiche dell'Unione Europea, e Claudia Cioffi, ricercatrice della Fondazione Bruno Vicentini. Grazie. Grazie a voi e tanto grazie al Consiglio regionale che ci ospita. Questa è tra l'altro la prima occasione pubblica regionale in cui presentiamo un rapporto che è stato illustrato al Ministero della Cultura, a Sara Spadolini, l'anno scorso. Per spiegarvi un po', prima di passare un po' ai dati, il perché esiste questo osservatorio, vi voglio raccontare un fatto personale che sembra un po' strano, ma spiega veramente il motivo per il quale ci siamo da ormai 5 anni dedicati a questo. Io coordino 2 osservatori, l'osservatorio sul patrimonio culturale privato di oggi e l'osservatorio sulle politiche giovanili. Voi direte, ma cosa c'entrano i giovani con le dimore storiche? Bene, se ci pensate, in realtà il capitale del nostro paese, che cos'è la nostra forza? Sono ovviamente il nostro capitale storico di cui parliamo oggi, ma anche il capitale dei nostri giovani, che portano nel loro DNA, e qui siamo, voglio dire, in un caso di eccellenza, portano nel loro DNA il leone alato che è girato nel mondo, che significa creatività, capacità di rischio, curiosità, viaggiare, no? Tutta questa cosa oggi è un po' messa a rischio, quindi noi ci occupiamo di quello che è la nostra vera forza, cioè i giovani, il patrimonio culturale,
e il patrimonio culturale, e che sono entrambi, ahimè, a rischio. I giovani sono a rischio perché sono pochi, sempre di meno, e purtroppo li stiamo perdendo. Il capitale, il patrimonio culturale è a rischio perché si ammalora, no? Se non viene valorizzato, ovviamente, come è già stato spiegato, perde il suo valore. Cioè un patrimonio culturale non fruibile non vale niente, no? E non stiamo parlando, come è già stato citato, soltanto del patrimonio presente nelle grandi città, ma soprattutto quello nei borghi. Ecco, se pensiamo ai borghi e pensiamo ai due capitali a rischio, quello giovanile e quello culturale, entrambi nei borghi sono all'estrema potenza, perché i borghi si spopolano, abbiamo i dati che ci dicono, il tasso di invecchiamento della popolazione dei borghi è elevatissimo, i borghi hanno un patrimonio che ha una capacità attrattiva molto più forte di quella di un palazzo di Venezia, perché a Venezia o a Firenze o a Roma sono tanti i palazzi, quindi un palazzo ammalorato alla fine, no, forse quasi nessuno se ne accorge. Se invece pensiamo a un borgo, a un piccolo paese dove magari c'è un solo castello, c'è una sola villa, se quella viene a mancare, se quella non è fruibile, non ha nessun tipo di valore di attrazione per quel borgo. Se quel borgo a quel punto poi si spopola, quel borgo è destinato a morire. Ecco perché quindi noi da anni abbiniamo e quindi suggeriamo al legislatore interventi sia sul versante delle politiche giovanili che sul versante della tutela del patrimonio culturale privato, perché sono i nostri due capitali. L'unica differenza, ed è forse il vantaggio che abbiamo qua in questa sede, cioè parlando di patrimonio culturale, è che, come lo dirà poi, è uno dei mantra del Presidente di Tiene, per fortuna le dimore storiche non possono smontarle, cioè si può smontare una dimora, ma è una cosa abbastanza inusuale, no? Quindi invece i giovani ce li possono portare via tranquillamente, quindi i giovani li possiamo perdere più facilmente, le dimore, se siamo bravi almeno, ecco, però se si ammalorano siamo al punto di capo. Ed è bella anche un po' l'idea del titolo di questo incontro, Terre Rare, no? Perché alla fine, ed è questo poi, entriamo adesso nella dinamica di questo osservatorio, qual è l'obiettivo di questo osservatorio? Quello di riscoprire le terre rare. Perché sono terre e perché sono rare? Allora, sono terre perché normalmente appunto sono legate al territorio, sono parte della mappa dell'Italia. Se uno fa una mappa, se va a vedere vincoli in rete, le dimore storiche, nelle varie accezioni, tipologie, dalla Barchessa al castello, la torre Torrazzo, eccetera, stiamo parlando di centinaia di migliaia, no? Poi vedrete, noi monitoriamo circa 37.000 dimore, perché riteniamo attraente una dimora che è un immobile. Ecco, un arco vincolato è comunque vincolato, ma non è attraente di suo, non un portale da solo. Quindi di questi 100.000 privati, 36.000 sono quelli che vedrete poi rappresentati in questo rapporto. Ma sono terre perché sono sul nostro territorio, quindi non si possono spostare. Sono rare perché comunque non rare perché sono poche, perché per fortuna sono tantissime. Sono rare perché comunque sono limitate. Rare vuol dire che è un numero definito. Naturalmente vincoli in rete sta aumentando la registrazione perché non tutti i vincoli sono digitalizzati, però un po' alla volta arriveranno a essere tutti. Si scopre perché in alcune regioni sono pochissime e in altre sono tantissime, ma non è vero che ce ne sono pochi in una regione, è semplicemente che ancora non hanno caricato su vincoli in rete, no? Che è il portale del Ministero nel quale rientrano tutte queste dimore. Sono rare perché è un numero finito, ma sono rare perché sono preziose. Stiamo tutti scoprendo nella crisi energetica quanto sia importante detenere il controllo delle terre rare, no? Le terre rare, quelle dal silicio, ma è un silicio anche questo è silicio, o è anche petrolio. Io spesso quando parlo dei giovani dico il nostro petrolio vero sono i giovani, il nostro petrolio vero è il patrimonio culturale, noi viviamo di quello. Noi non abbiamo il petrolio, ma chi ha il petrolio c'ha il deserto intorno. Noi non abbiamo forse il petrolio vero, ma abbiamo un petrolio che è quello di cui stiamo parlando oggi. Quindi ovviamente queste terre rare sono sconosciute. Cioè, mentre il patrimonio pubblico è tendenzialmente tutto arcinoto, il patrimonio, quello che viene poi abbiamo chiamato nel corso degli anni il Museo Diffuso d'Italia, non è in questo rapporto, ma in quello precedente abbiamo dato dei numeri sulla bigliettazione, gli ingressi nelle dimore storiche italiane private
eguagliano il numero di ingressi nei grandi musei italiani. È diffuso perché sono più piccoli, ma sono tantissimi. La somma della bigliettazione su dati del Ministero della Cultura ci dice che sono uguali. Quindi noi abbiamo due grandi canali, che sono quello pubblico con i grandi musei, ma quello privato, che magari non grandissimi musei, però non grandissimi giardini, ci sono anche grandi giardini ovviamente, ma la somma di questi fa economia uguale. Bene, detta questa premessa, io vi ruberò qualche minuto sui dati nazionali e poi lascerò alla dottoressa invece un approfondimento sul Veneto, che come vedrete è una delle regioni che ovviamente raccoglie la nostra attenzione, non perché sono in Veneto, ma ovviamente il Veneto e la Toscana per vari motivi sono le due regioni che monitoriamo con maggiore attenzione, vista la grande concentrazione di, naturalmente poi abbiamo il Lazio, ecco, come terza, però diciamo il Veneto e la Toscana sono sicuramente. Qui non so se si vede, ok, poi mi devo spostare, se no, facciamo, posso solo, no, si parla. Allora, quindi nel rapporto, la regia di, ecco, grazie. Nel rapporto, quindi, che naturalmente questo rapporto è disponibile anche credo online, no? Quindi volendosi su PDF, cioè a parte il bellissimo volume che è stato stampato, ma lo potete, è a disposizione di tutti ed è gratuito, quindi è un servizio pubblico che facciamo, è diviso in queste sezioni. Io appunto mi occuperò delle prime 4, tranquilli, facciamo una sintesi, quindi pochi minuti, non vi racconto 400 pagine di rapporto, e poi la dottoressa entrerà sulla questione veneta. Allora, se andiamo a vedere, l'obiettivo di questo rapporto, che è poi offerto alla politica, perché l'idea è offrire alla politica dei dati affinché la politica possa leggere questi dati, scoprire questi dati e trovare delle soluzioni. Il primo obiettivo è sfatare alcuni luoghi comuni, no? Di questa. Allora, intanto, ecco, qui vi diciamo, questa è l'indagine, che quindi è basata su 850 rispondenti, distribuiti, come vedete, abbastanza omogenea, in maniera omogenea in Italia. Come notate, comunque la regione dove c'è il campione maggiore è proprio la regione Veneto. Ma la cosa interessante è che questi 850 rispondenti sono un campione stratificato, quindi, ed è proiettato su 36.000 proprietari di dimore storiche, quindi quello che vedrete sono dati riferibili a 36.000, quindi il campione di 800 viene proiettato ovviamente con dei correttivi di cui non vi voglio annoiare adesso, ma quindi i dati che noi forniamo sono su 36.000. Il primo dato da sfatare è questo, uno dice ma queste dimore saranno in mano a fondazioni, banche, no? No, non è vero, l'85% ancora delle dimore storiche italiane private sono a conduzione familiare, quindi non stiamo parlando di ricconi, holding, immobiliari, no? Stiamo parlando di persone fisiche che l'hanno ereditata, qualcuno l'ha comprata, prima si diceva appunto è stata comprata una dimora palladiana, no? Però ecco, sono persone private. Il 41% dei proprietari le abita. Anche qua, no? Ma questi signori hanno le loro ville e non le aprono al pubblico. Attenzione, dipende che tipo di villa hanno, perché se uno abita a casa sua, alzi la mano chi fa entrare a casa sua i turisti, insomma. Certo, se uno ha un palazzo tipo la Reggia di Caserta ha un senso. Come diciamo, ma in Inghilterra tutti i castelli sono aperti al pubblico. Certo, sono castelli di migliaia di metri quadrati, un'ala è abitata dai proprietari e le altre sono visitabili, ma se uno ha un villino, una dimora storica, una casa, ovviamente, ecco perché il 41%, vedrete che poi, ecco, sulle aperture. L'altro cosa da sfatare, è stato accennato anche prima, non è vero che tutto il patrimonio è concentrato nelle grandi città. Qui abbiamo l'esempio, qui sono i nostri dati, naturalmente questa che vedete forse la conoscete, Civita Castellana. Scopriamo che in realtà non è vero, perché una dimora su 10 è in piccolissimi comuni. Poi dopo vedremo il dato Veneto, che è leggermente diverso. Però questo è il dato nazionale. 1 su 10 sono in comuni piccolissimi, 1 su 4 su comuni piccoli, sotto i 5.000 abitanti. È questo il problema delle terre rare, cioè dobbiamo salvare queste in particolare, perché certo che fa più scena, no, restaurare un grande palazzo in una grande città, ma questa parte qua,
quindi uno su 10 e uno su 4 sotto i 5.000 abitanti sono la parte, un terzo delle dimore storiche si trova in un borgo storico e un quarto in un'area rurale. Poi se volete abbiamo anche il dato sulle aree interne. Quindi quello è il vero intervento, il vero attenzionamento alla politica è lì. Cioè se noi vogliamo salvare i nostri borghi e salvare lo spopolamento dobbiamo, ovviamente poi c'è il PNRR che è intervenuto su questo, però secondo me questo è il vero punto critico che abbiamo, cioè la linea del Piave sta qua, cioè dobbiamo cercare di partire da questi qua. L'altra questione da sfatare è quella che noi abbiamo un grandissimo patrimonio, ma siamo andati a scoprire ma quanto di questo patrimonio è già valorizzato e o valorizzabile. Scopriamo che il 70% dei castelli e il 50% delle ville presenta aree non utilizzate a causa di mancanza di risorse o di ostacoli burocratici amministrativi. Cioè, quindi sono abitazioni, è patrimonio e quando un'area non è utilizzata è condannata all'ammaloramento, perché se non viene utilizzata non viene riscaldata, no? Ovviamente l'umidità. Abbiamo provato a stimare quanti milioni di metri quadrati sono inutilizzati e scopriamo che sono 8 milioni di metri quadrati, cioè 30 volte l'Empire State Building. Cioè noi abbiamo un patrimonio morente che è 30 palazzi come questo qua, che è una roba enorme. Quindi abbiamo comunque anche quindi stiamo perdendo 8 milioni di metri quadrati. Quindi l'altro punto critico è provare a salvare, incentivare affinché questa parte venga salvata. Questa parte vado veloce, naturalmente come le dimore storiche sono anche fonte di economia, di sviluppo locale. Ecco, ovviamente tornando sulle attività svolte, per esempio, una norma sugli affitti brevi non aiuta, no? Perché ovviamente è una fonte di economia per queste dimore, che scopriamo infatti, se vedete, circa la metà, quindi nel 2023, dunque la somma dei due, diciamo il 46% non svolge attività, quindi il 54% svolge attività, quindi abbiamo circa la metà delle dimore private in Italia che svolge un'attività economica e un'altra metà no perché è abitata dai proprietari. La cosa però pericolosa, attenzione, è che notiamo come le attività senza codice Ateco, cioè le attività destrutturate, stanno aumentando rispetto a quelle strutturate. Un'attività destrutturata è lecita, perché ovviamente uno ha un'attività occasionale, quindi può farla senza codice Ateco, ma vuol dire che è molto occasionale, quindi si apre e si chiude. Quindi bisognerebbe anche qui cercare di incentivare, questo sembra un altro messaggio alla politica ovviamente, le attività strutturate, no, all'interno delle dimore, che significa quindi che hanno anche un regime fiscale più trasparente e quant'altro. Naturalmente qua abbiamo gli eventi. Che cosa si fa in queste dimore storiche? E qui entriamo nell'elemento non economico ma sociale. Quindi è stato prima menzionato la memoria, no? Queste dimore ovviamente rappresentano anche, sono fonte, se pensate appunto i matrimoni, no? Cioè dove ci si sposa spesso in una dimora storica. Il 27% delle 36.000 dimore storiche ospita matrimoni, ma la più importante è i culturali. Il 40% delle dimore ospita mostre e concerti. Poi abbiamo ovviamente gli incontri aziendali, i seminari, team building e quant'altro, e i laboratori e la produzione cinematografica da non sottovalutare. Questa produzione cinematografica, stiamo qui parlando appunto dove c'è anche il Festival del Cinema. Io tra l'altro rappresento anch'io una dimora storica che è la Fondazione Caetani del Giardino di Ninfa, dove tra i nostri introiti la parte cinematografica è significativa, cioè pagano i registi per girare film dentro il giardino e dentro il nostro castello medievale. Infine, i visitatori. Continuiamo ad avere una maggioranza di visitatori italiani, quindi qui c'è da fare, quindi forse bisogna promuovere ulteriormente
a livello internazionale, parliamo di una città dove invece il turismo internazionale è prevalente, come lo sarebbe anche a Roma ovviamente, quindi vedete, gli europei sono pochi, quindi dei turisti internazionali ancora pochi vengono nelle dimore private, è ancora un po' un dominio nostrano, quindi qua c'è da lavorare ancora. La cosa interessante però, e questo invece è un punto diverso dal resto dell'Italia, del turismo italiano, il 52% è su tutto l'anno, e questa è l'altra forza del nostro paese. Noi non abbiamo solo le spiagge, no? Che invece sono stagionalizzate, ma il nostro paese, appena uno mette le spalle al mare e guarda dietro, trova la storia, trova le dimore, le quali appunto per la metà ospitano, aprono tutto l'anno. E questo è stato, nei dati turistici, dimostra come il Veneto sia la regione italiana con il più grande flusso turistico, no, del nostro paese, perché è destagionalizzata, no? Se pensiamo alle altre regioni, sono molto indietro, perché è vero che la Calabria e la Campania alzano molto d'estate, ma d'inverno sono praticamente chiuse. Qui la Liguria e il Veneto e la Toscana sono aperte tutto l'anno. Questa parte qua, ecco. Allora, quest'anno, noi non è in questo rapporto, sarà nel quinto rapporto, monitoriamo anche la spesa, cioè quanto si spende, quanto i proprietari spendono annualmente. Daremo il dato quindi nel 2024, ma intanto abbiamo rilevato quanto sono le spese in corso nell'anno precedente grazie ai vari benefici, insomma una spesa complessiva media di 415.000 euro. Questo dimostra anche il fatto, altra cosa da sfatare, che ristrutturare una facciata o comunque una componente di una dimora storica costa molto. Qualcuno mi diceva 7 volte di più, insomma è un moltiplicatore, no? Quindi costa molto di più, perché ovviamente ci sono da utilizzare dei materiali particolari, c'è da utilizzare delle professionalità particolari, quindi tutto questo ha un costo molto più alto di una casa normale. Ecco, io a questo punto lascerei la parola alla dottoressa Grazie, Cioffi, professore. che vi fa invece la parte del video. Grazie. Grazie, professore. Grazie, possiamo fare a cambio, esatto. Presentiamo appunto i dati regionali invece del Veneto, quindi veniamo al momento core proprio appunto dello studio che abbiamo fatto, proprio estrapolando i dati nazionali per la regione Veneto. Non è stato facile, perché appunto estrapolare i dati significa anche mantenere la significatività del dato, quindi vediamo alcuni dati che l'abbiamo estrapolati proprio perché sono significativi per la regione. Vediamo dunque il profilo dei rispondenti della regione, e vedete bene, questa cartina è stata mostrata prima dal professore, che la regione Veneto ha avuto i principali risultati, appunto 136 rispondenti. Vedete che le aree più verdi sono appunto le aree che hanno raggiunto maggiori risposte. La regione Veneto ha avuto 136 rispondenti, quindi circa il 16% del campione nazionale è sulla regione Veneto per quest'anno. La distribuzione dei beni per provincia sono principalmente concentrati nella provincia di Verona, Padova e Venezia, quindi c'è una forte concentrazione nel sud del Veneto. Tra i beni dei proprietari rispondenti, il 20%, quindi 1 su 5 dei beni, è concentrato in un borgo storico. E se vi ricordate, appunto, abbiamo visto prima che 1 su 4 dei beni sono situati in un piccolo borgo storico, comunque in un piccolo comune con il dato nazionale. In realtà in Veneto è un pochino meno la percentuale dei beni che sono concentrati in piccoli comuni, di fatto è 1 su 5. Se vedete appunto le penultime due colonne sul grafico di sinistra. Per quanto riguarda invece l'area territoriale, i beni sono principalmente concentrati nei centri storici. Infatti vedete la metà del campione del Veneto è concentrato in un centro storico, ma abbiamo anche una percentuale interessante, ovvero il 30%, quindi 3 su 10 beni, che è concentrata invece lontano da un principale insediamento abitativo, ovvero la chiamiamo area rurale. Per quanto riguarda la distribuzione dei proprietari rispondenti, abbiamo il 96% che è un socio AZI, abbiamo una piccola percentuale che ha risposto al questionario anche fuori, questo perché anche ci ha aiutato molto anche Confagricoltura ad avere altri risultati, che tra l'altro è anche un altro organo che appartiene all'osservatorio. E abbiamo una piccola percentuale, appunto anche un 3% di soci AZI under 35.
La classificazione del tipo scheda vincolo, naturalmente il questionario è aperto alle dimore storiche, ma è aperto anche ai giardini o parchi, e per questo motivo abbiamo un 6% nel Veneto di parchi e giardini storici. Invece per quanto riguarda la tipologia del bene storico, la metà sono ville, naturalmente, per specificità e peculiarità territoriale, ma abbiamo anche il 30% di palazzi e poi una minima parte, diciamo, variegata tra molti beni. Arrivando alla parte core, quindi sulle attività, abbiamo visto prima appunto che a livello nazionale le dimore storiche sono fonte di sviluppo locale, perché effettivamente la metà delle dimore storiche svolge attività economica. E per quanto riguarda invece proprio la Regione Veneto, abbiamo leggermente al di sopra della media nazionale, quindi un 51% di dimore che non svolgono attività, ma un'altra metà svolge attività, di cui 2 svolgono attività con codice Ateco, quindi significa che svolgono attività di impresa, e abbiamo un 27%, quindi 3 dimore che svolgono comunque un'attività occasionale, che sia di apertura, di eventi, e dopo lo vedremo. Questa è la sintesi del quadro appunto di attività di impresa svolte dalle dimore storiche. Vedete come l'attività ricettiva è l'attività principale sia a livello nazionale che a livello veneto, ma ancora di più a livello appunto della regione, con il 40% delle attività di impresa rientrano nel settore della ricettività, ma anche nella gestione e tutela del patrimonio storico, ovvero più comune attività museale o gestione appunto di luoghi. E arriviamo all'ultima slide, invece per quanto riguarda le attività occasionali, dove abbiamo una concentrazione particolare per l'apertura per le visite, per gli eventi e per le attività culturali. Per quest'anno naturalmente i più volenterosi rispondono al questionario molto spesso. Per il nuovo anno proveremo anche a per dare davvero anche significatività ancora di più ai dati, a comprendere tramite anche telefonate per capire quali sono le dimore storiche che rimarranno, che sono aperte al pubblico o che non sono aperte al pubblico. Questo ci permette anche un pochino di avere una significatività del dato, proprio perché di solito chi risponde al questionario è anche i più volenterosi. Quindi vedremo davvero quante sono appunto le dimore che aprono per visite. Questa è la copertina del rapporto. Su questo sito, appunto, che è il portale dell'osservatorio, potrete trovare maggiori informazioni su anche i rapporti passati, quindi ricostruire anche alcuni dati, e diciamo nel menu vi troverete anche l'ultimo rapporto con tutte le informazioni disponibili all'interno e anche le slide. Grazie. Ringrazio Luciano Monti e Claudia Cioffi per quanto è stato illustrato, e passo la parola all'avvocato Giorgio Spaziani Testa, presidente del Confedilizia del 2015, dopo essere stato segretario della stessa associazione. Grazie, io ringrazio molto il Consiglio regionale naturalmente che ci ospita in questa bella sala, il Presidente che è intervenuto all'inizio, ringrazio l'AZI, l'Associazione di Dimore Storiche, che ci ha invitato qualche anno fa ad essere protagonisti anche noi di questo rapporto, insieme a Confagricoltura, insieme da ultimo all'Istituto per il Credito Sportivo e ovviamente all'AZI stessa. E ringrazio naturalmente la Fondazione Visentini per svolgere questo ruolo importante informativo. Come diceva il professor Monti, noi proviamo tutti insieme, voi soprattutto, noi collaboriamo a dare informazioni e spunti alla politica, poi la politica dovrebbe utilizzarli, e lì in quel rapporto c'è davvero un patrimonio immenso di dati e di considerazioni e anche di possibilità di considerazioni e di valutazioni attraverso i dati. Ringrazio anche la dottoressa Cioffi, con loro svolgiamo quelle presentazioni ogni anno col Presidente di Tiene e gli altri ogni anno al Ministero dei Beni Culturali, e speriamo che ce ne siano tante altre. L'ultimo ringraziamento lo faccio ai miei amici di Confedilizia Veneto, ci sono tante associazioni e rappresentanti delle nostre associazioni presenti a riprova del rapporto che abbiamo fondamentale con l'AZI, che sarà alla nostra conferenza organizzativa alla fine della prossima
settimana a Torino con il presidente del DTN e anche con il professor Monti. Io posso aggiungere solo poche cose rispetto alle tante che sono state dette, molto interessanti, importanti, fin dal primo intervento. Noi non ci stanchiamo di dire che il patrimonio immobiliare italiano tutto è una risorsa e una ricchezza per l'Italia, e lo è naturalmente in particolare il patrimonio di interesse storico-artistico, e quindi c'è l'esigenza di avere questa consapevolezza di ciò che abbiamo, e già questa a mio avviso manca o comunque non è sufficiente, ma poi c'è anche l'esigenza di fare un qualcosa di diverso. Parlavamo prima dei rapporti con la politica, di spingere le istituzioni a contribuire, perché le istituzioni sono solo una parte del tutto. Qui importante è il ruolo che svolgono i privati, i proprietari privati che si sobbarcano oneri e attività e costi ogni giorno, ma le istituzioni possono fare due cose. Possono quando diciamo nella situazione più ottimistica contribuire ad aiutare questo patrimonio a valorizzarlo, nella situazione peggiore possono evitare di opprimerlo con normative, vincoli, imposizioni fiscali, obblighi che fanno danni enormi. E purtroppo da questo punto di vista noi dobbiamo segnalare delle cose. Il Presidente all'inizio ha fatto riferimento alla direttiva cosiddetta Case Green. Noi salutiamo positivamente, abbiamo salutato positivamente qualche settimana fa l'ultimo atto di 2 anni che per noi come Confedilizia sono stati di lotta durissima, che abbiamo voluto svolgere in maniera molto dura contro un provvedimento che sarebbe stato devastante in generale per il patrimonio immobiliare italiano, certo con una tutela per il patrimonio di interesse storico-artistico, ma come ci diciamo sempre col Presidente di Tiene, e qui è diciamo anche la lungimiranza della sua attività, a mio avviso il patrimonio di interesse storico-artistico si trova quasi sempre in contesti che poi comprendono altri tipi di immobili nei borghi ma anche nelle città, e quindi quel provvedimento che è stato notevolmente diciamo disinnescato nei suoi effetti più importanti, e cioè di obbligo diretto con scadenze precise di interventi sugli immobili, sarebbe stato molto pericoloso. È ancora pericoloso perché c'è una scadenza che ci sembra lontana, che è il 2050, di obiettivo emissioni zero, che per il nostro patrimonio immobiliare vuol dire non solo costi e spese per i nostri o i cittadini o per la parte pubblica, non lo so se si trovassero delle risorse, ma non si troverebbero, ma vuol dire anche il rischio di deturpare le nostre bellezze, perché se si leggono le interviste ai protagonisti di quel provvedimento, che sono nati e cresciuti in luoghi molto meno belli dei nostri, nel nord Europa, tutto è bello, ma insomma noi abbiamo qualcosa di un po' più bello, e per loro veniva considerata una cosa abbastanza ovvia anche coprire con il cappotto termico anche gli immobili del Canal Grande. Non l'hanno detto esplicitamente, ma l'hanno fatto capire. Allora non c'è tutela ambientale che tenga, a mio avviso, per avere questi risultati. Il tema dei borghi, lo citava il professor Monti, io sono anch'io abbastanza fissato, se posso usare questo termine un po' volgare. Se ne parla tanto, anche la politica ne parla tanto, ma non si fa abbastanza. Abbiamo una ricchezza immensa che però sta morendo, luoghi bellissimi, meravigliosi che muoiono, che altri non hanno. L'immagine bella del professor Monti delle spalle al mare e di ciò che abbiamo nelle aree interne mi ha colpito, ma bisogna fare molto di più, e bisogna, come dicevo all'inizio, evitare almeno di fare peggio, perché le normative continue, ricorrenti contro gli affitti brevi, perché in altro modo non si possono definire, per salvaguardare o tentare di salvaguardare 3-4 città in Italia, perché di questo si tratta, poi vanno ad impattare anche sui luoghi più belli che abbiamo, e che anche attraverso gli affitti brevi, il turismo, e non solo il turismo, forme di residenza periodica di diverso tipo possono tornare a vivere. Nessuno fa miracoli, ma in luoghi
che perdono giovani, perdono lavoro, perdono attività economiche. Se nasce qualcosa anche per effetto di presenze turistiche, io credo che dobbiamo essere tutti contenti. Quindi bisogna muoversi con politiche positive, quindi in difesa per evitare danni, ma anche in positivo per diciamo, promuovere la tutela di questi luoghi, di questi immobili. Sappiamo che fiscalmente però sono accadute cose molto gravi negli ultimi anni, a partire dal 2011, anzi nel 2011, con l'eliminazione di molti diciamo, trattamenti non di favore ma di giustizia nei confronti degli immobili vincolati. Io spero che la politica, quando riterrà di avere qualche risorsa in più, e per avere qualche risorsa in più basterebbe fare qualche spesa in meno, si metta una mano sulla coscienza e provi a ripensare in generale alla fiscalità immobiliare, in particolare alla fiscalità riguardante gli immobili storico-artistici. Altrimenti, e vado alla conclusione, anche se vado alla conclusione con un po' di rammarico, altrimenti il destino è quello che ci danno i dati non dell'osservatorio splendido del patrimonio culturale privato, ma l'Agenzia delle Entrate, quando ogni anno, io la cito nella piccola nota che c'è all'interno del volume, ogni anno ci fornisce i dati della crescita dei cosiddetti immobili collabenti, che con un termine diciamo meno tecnico ma più crudo si traduce con ruderi, e allora si scopre che crescono ogni anno del 2, 3, 4% e che dal 2011, noi mettiamo quella data perché è la data di introduzione della mega patrimoniale sugli immobili, si parla di patrimoniale sugli immobili, la chiede l'ex ministro Fornero, ma la patrimoniale c'è già, da quell'anno i dati dell'Agenzia delle Entrate ci dicono che i ruderi in Italia sono aumentati del 120%. Noi quel dato lo sottolineiamo ogni anno, non perché vogliamo essere negativi, diciamo necessariamente, ma perché sono campanelli di allarme. È chiaro che ce ne sono che sono minimi i numeri percentualmente rispetto al patrimonio immobiliare italiano, ma è una tendenza, ed è una tendenza che sappiamo ha due origini. Una è la difficoltà materiale e quindi involontaria delle persone, delle famiglie a diciamo, mantenere, manutenere e migliorare magari il proprio patrimonio immobiliare. L'altra è addirittura qualcosa di peggiore, cioè la volontaria distruzione o semidistruzione degli immobili per evitare almeno i problemi maggiori, a partire da quell'IMU che non è dovuta solo se l'immobile viene definito collabente, mentre è dovuta ancora, sia pure nella misura del 50%, torniamo a ricordarlo, per gli immobili inagibili e inabitabili. Quindi per far sì che quel più 2, 3, 4% ogni anno si trasformi in un meno, io credo che dobbiamo, anche attraverso questo bellissimo lavoro che viene svolto ogni anno, richiamare all'attenzione della politica le bellezze che abbiamo e la necessità di preservarle e tutelarle. Grazie. Ringrazio per l'intervento e passo la parola a Ludovico Giustiniani, Presidente di Confagricoltura Veneto, nonché Presidente dell'Associazione Veneta Allevatori, consigliere del Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene, Prosecco Superiore e amministratore della tenuta Borgo Luce, basata sui cardini della biodiversità e multifunzionalità. Volevo solo, ho sentito la relazione dell'avvocato, faccio un parentesi di una tematica che in altri contesti seguo, quello del turismo delle radici, che mette l'attenzione alla visita da parte degli oriundi italiani nei borghi, no? Dai dati di questa mattina e da quanto abbiamo sentito stiamo capendo che anche questo è un filone molto importante e interessante da seguire per avere un'attenzione maggiore per quanto riguarda i borghi. A lei la parola, grazie. E ringrazio il Presidente dell'Associazione di Dimore Storiche, Giacomo Di Tiene. Se penso come mai Confagricoltura partecipa a questo osservatorio, penso che comunque
Gli agricoltori insieme ai proprietari di ville e di beni storici vincolati si accomunano a un fatto, che noi non possiamo delocalizzare le nostre attività. Qui ce l'abbiamo, non le possiamo portare da altre parti e dobbiamo comunque riuscire a mantenerle e magari anche a migliorarle nel tempo. Da diversi anni abbiamo anche fatto un accordo fra Confagricoltura e l'Associazione di Dimore Storiche, mi pare dal 2019, perché poi comunque oltre a questo fatto qua ci accomunano altre cose. Spesso e volentieri abbiamo attività agricole che vengono svolte all'interno di beni storici vincolati, tantissime cantine, la Villa Veneta è un esempio classico di come era comunque il fulcro, il centro di un'azienda agricola. Ci accomuna anche un'altra cosa, a mio avviso, è che le aziende agricole e i beni vincolati, i beni storici, hanno una normativa, una legislatura che spesso e volentieri non si concilia con quelli che sono i tempi dei cambiamenti. A me ha fatto molta impressione, una volta ho partecipato a un convegno dell'Accademia dei Gergofili e c'era l'allora presidente Maracchi che diceva che il paesaggio agricolo non è un paesaggio statico, è un paesaggio in evoluzione e non è nato così, è perché c'è l'uomo, l'attività dell'uomo ed è una trasformazione. E ha fatto l'esempio dicendo è come se avessimo voluto dire ai proprietari della Fiat Agnelli producete nella vostra fabbrica solo la Topolino. Ecco, è quello che oggi succede un po' in agricoltura, cioè a volte abbiamo dei vincoli, delle leggi, fotografano un paesaggio, ma questo non si concilia con quello che è la necessità di cambiamento. È un po' quello che spesso e volentieri succede con le dimore storiche, cioè abbiamo una serie di vincoli molto pesanti che non fa sì che questo possa permettere un utilizzo diverso, perché comunque hai un carico burocratico, normativo o quant'altro che ti vieta di poterlo fare. È sicuramente importante quello che ha detto il Presidente di Confedilizia, cioè che tutto l'aspetto fiscale. Certo è che proprietari di beni storici avere un carico fiscale o non avere delle agevolazioni che cambiano nel tempo sono cose di grande importanza, ma ritengo che anche la norma che è importante e soprattutto ritengo che a volte, io lo vivo ogni giorno essendo gestore di un'azienda agricola, e anche a volte diciamo quello che è il fatto di non poter fare delle attività di trasformazione all'interno dell'azienda agricola perché c'è una norma che ti dice è così e questo non va bene. Lo abbiamo vissuto anche ultimamente in alcuni, io parlo chiaramente del settore che conosco di più, che è chiaramente quello agricolo. Noi abbiamo oggi delle malattie nel nostro territorio che stanno colpendo il patrimonio vitato italiano, soprattutto nella zona da dove vengo, per cui dal Conegliano Valdobbiadene c'è la flavescenza dorata e spesso questo patrimonio, perché poi le colline del Conegliano Valdobbiadene sono anche vincolate, qui abbiamo il professor Stucci che conosce molto bene questo territorio e abbiamo dovuto lottare spesso per riuscire a velocizzare quello che è una necessità, cioè l'espianto del vigneto, magari rimpiantarlo con altre forme di allevamento. E per cui penso che questo sia uno dei temi molto importanti, cioè i tempi della politica non sono purtroppo i tempi dei grandi cambiamenti che stiamo vivendo oggi. Bisogna essere molto molto veloci, perché se non siamo veloci rischiamo di essere fuori tempo. Mi è piaciuto molto l'intervento su quello che è l'aspetto dei giovani e la cultura. Io di questo ne sono fermamente convinto. Per mantenere un patrimonio culturale bisogna avere la consapevolezza di cosa abbiamo, cioè sapere chi era il Palladio. Uno va a visitare una villa e non sa magari chi era il Palladio, cos'è quella storia di quella dimora storica. Però è anche vero che se a questi giovani non li insegniamo a volere, a capire, faremo fatica nel tempo a riuscire a mantenere questi beni. Noi lo viviamo anche nel nostro settore, prendiamo l'esempio del vino, che ha tanti aspetti positivi, negativi, contiene alcol, non contiene alcol, ma a mio avviso il vino è cultura di un paese, è cultura di un paesaggio, è cultura degli uomini che ci hanno vissuto, che hanno modellato un territorio e
questo vino stesso oggi, soprattutto negli ultimi un anno, sta avendo una evoluzione, un cambiamento in quelle che sono magari le abitudini, e spesso e volentieri i giovani si stanno avvicinando ad altre bevande. Uno diceva, ma se magari non bevono bevande alcoliche magari potrebbe anche far bene, ma no, si avvicinano ai superalcolici, si avvicinano al mixology, si avvicinano alla birra, perdendo quello che, ma spesso e volentieri io mi accorgo, è perché non c'è cultura. Pochi sanno che l'Italia ha il più grande patrimonio ampelografico, che vuol dire la diversità genotipica dei vigneti che ci sono, con una miriade di vini, però se poi alla fine è tutto uguale, è difficile che poi si riesca ad avvicinare i ragazzi, i giovani a questo. Per cui ben venga il tema della formazione di cos'è un patrimonio culturale storico, cos'è una villa veneta, cos'è un castello, e tutti dovremo riuscire a dare alla politica, oltre a una difesa di quello che sono le agevolazioni fiscali, anche della normativa che possa essere più al passo coi tempi. Grazie. Ringrazio Ludovico Giustiniani per le sue parole e chiamo a intervenire il professor Amerigo Restucci, presidente dell'Istituto regionale Ville Venete, già professore ordinario di storia dell'architettura all'Università IUAB di Venezia, della quale è stato rettore dal 2009 al 2016, rappresentante delle regioni italiane nella Commissione tutela e fruizione dei siti UNESCO, nonché membro del Consiglio direttivo della Biennale di Venezia. Penso che tutti quanti conosciamo l'importanza dell'Istituto regionale Ville Venete, che dal 1979 cura le ville che, ci dirà lei professore i dati, ma sono oltre 4.000 e almeno quasi il 90% dei comuni del Veneto hanno una villa. Ricordo solo così da Villa Contarini quanto nel 2005 si è adoperato l'istituto per conto della Regione del Veneto nell'acquisire Villa Contarini e Piazzola sul Brenta. A lei la parola, professore. Sì, grazie. Siamo qui oggi, insomma, noi celebriamo, insomma, ci muoviamo intorno alla presentazione e discussione di un importante volume, e devo alla sollecitazione della dottoressa Bartoloni, che mi ha aggiornato continuamente di come si evolveva la preparazione di questa giornata. Insomma, quando si parla di volumi si cerca sempre di entrare nel merito. Io ho letto con attenzione il volume che ci è stato consegnato tempo fa, e ci sono tutta una serie di temi che sono stati ampiamente anche dissodati da chi mi ha preceduto. Cicerone, quando era costretto a parlare di volumi che gli avevano proposto, esordiva sempre dicendo de scriptis nisi bonum, poi dopo si lasciava andare anche a delle critiche. Oggi io credo che la riflessione è una riflessione positiva. Il tema però che pongo qui è quello di capire in che modo si può creare un colloquio tra borghi e ville, in sostanza. Molti degli interventi hanno sottolineato questo aspetto, perché da una parte bisogna collegare l'intervento sulle ville a quello che gli sta attorno, il contesto quindi paesaggistico territoriale, e dall'altro collegare gli interventi sui borghi anche a dei piani di risanamento dei centri storici, onde evitare che ci siano soltanto restauri di edifici inseriti nei borghi e poi si perde quello che è il contesto, come spesso avviene. Insomma, non c'è un collegamento tra la potenziale richiesta di restaurare dimore all'interno dei borghi, piccoli o medio-grandi che siano, e invece poi non c'è una disattenzione da parte dell'ente comunale di fare un piano di risanamento del centro storico, un'attenzione a un piano di governo di quello che sta attorno al borgo. E qui ricorderei a me stesso, insomma, il fatto che il Ministero dei Beni Culturali, unitamente alla Conferenza Stato-Regioni, ha fatto due concorsi, uno valorizzando e dando un contributo a un borgo per ogni regione. Quindi non entro nel merito di come la singola regione aveva scelto il suo borgo, ma l'aspetto interessante è la seconda parte di questa attività, dove il Ministero ha stimolato, finanziando e invitando le regioni a cogliere quali erano gli altri borghi non presenti nell'unico borgo scelto. Ripenso al Veneto, che ne sono stati scelti più di 46, ma 27 finanziabili, quindi siamo nella condizione di vedere che la struttura pubblica guarda ai borghi con curiosità.
e quindi dando una importanza all'impatto sociale che ci può essere restaurando i borghi. È importante capire che questa riflessione porta al fatto che i borghi possono essere attrattori, unitamente alle ville, di curiosità di visitatori. Le cifre che ci sono state mostrate sulla presenza di visitatori italiani, se il termine era quello, nei confronti delle curiosità che i borghi e le ville possono rappresentare. E qua, insomma, l'Atlante che è stato fatto, di quanti sono stati fatti i censimenti, aiuta a capire come sono distribuite queste situazioni di aspetti culturali. E se mi soffermo prima alle ville, poi dico dei borghi, insomma, l'ho detto bene prima Giustiniani, insomma, quando si parla di guardare qual è il tessuto agricolo che sta attorno alla villa, qua si cerca di creare un colloquio tra il bene culturale che è rappresentato dall'oggetto architettonico, lo dico con schematismo, e quello che è il contesto che gli sta attorno. C'è un documento che avevo letto tempo fa della Confagricoltura che parlava del rapporto tra la necessità di sviluppare un paesaggio agrario in continuità con un paesaggio storico, un paesaggio agrario moderno, che colloquiasse anche con la presenza all'interno di situazioni per le quali bisognava essere attenti a che cosa c'è di importanza culturale, di edifici o di presenze architettoniche che avvalorino il rapporto tra questa architettura e il paesaggio. Del resto, quando Palladio viene chiamato dalla nobiltà o a costruire le ville che caratterizzano il territorio, soprattutto veneto, ma poi abbiamo anche esportato questi elementi stilistici di Palladio, ripenso agli Stati Uniti, il neopalladianesimo che ha preso proprio a pretesto alcuni elementi stilistici palladiani e li ha portati nella valorizzazione e nella creazione di edifici. Ecco, ma quando Palladio viene chiamato non è per fare la villa per l'ozio della nobiltà, ma interviene proprio perché chi voleva che la villa fosse costruita voleva anche intervenire sul tessuto agricolo, tant'è che quando Palladio introduce nei suoi libri sull'architettura un capitolo proprio sulle qualità dell'agricoltura, parla anche di innovazioni delle colture, non solo delle culture che stanno attorno all'inserimento di una villa nel territorio. E del resto è proprio così, perché quando Palladio poi costruisce la villa, attorno ci sono gli edifici delle vittuarie, le barchesse, che servono proprio a capire che c'è un prodotto agricolo che viene poi assimilato alla villa, dove il proprietario poteva anche avere poi una serie di attività anche di cultura che si sviluppano all'interno. E allora l'impatto sociale che la villa ha nel territorio deve vedere anche un governo del territorio. Qui mi piacerebbe ricordare che la Regione Veneto, che ha impostato il suo piano paesaggistico, ha una norma proprio di salvaguardia della villa, ma anche dei contesti che gli stanno attorno. Detta con una dose di franchezza, un po' di buoi sono scappati dalle stalle, quindi si vedono delle ville circondate da lottizzazioni un po' troppo lasciate andare. Ma nello stesso tempo ci sono ancora ville che mantengono un colloquio col contesto che gli sta attorno, che dal mio punto di vista, se la Regione Veneto porta avanti questa norma, potrebbero qualificare l'identità di un paesaggio che la dice molto. A questo proposito alcune cifre sono state raccontate, altre sono inserite nel volume del quale stiamo parlando, ma se è vero che la presenza turistica vede in Italia, cito il Veneto, Venezia è al 7° posto di visitatori che la accompagnano, perché prima c'è Pompei, poi ci sono bizzarramente la costiera amalfitana, poi c'è Firenze, tralascio le altre. Però il Veneto invece è al 1° posto ed è la situazione che ci permette di riflettere proprio per il rapporto tra ville e borghi, perché c'ha la montagna, le colline, le grandi città, ma soprattutto poi i borghi diffusi. E il censimento che è stato fatto dall'Istituto regionale Ville Venete permette di capire come questi singoli oggetti sono diffusi a qualificare il territorio. Se, come viene dal dibattito odierno, si punta anche al restauro di questi oggetti con tutte le caratteristiche di qualità, il volumetto che abbiamo trovato sulle nostre seggiole stamani, che parla di iniziative fatte in precedenza, io ad una avevo partecipato, ma ne ho letto un titolo, quello del rinnovamento tecnologico che bisogna utilizzare nel fare dei restauri, ecco, ci invita a una sorta di coscienza e una mobilitazione che deve permettere a chi interviene anche di avere qualità del progetto e, lo ha ricordato qualcuno prima di me, anche un snellimento delle procedure.
Qui ricorderei, ad esempio, di altre situazioni che la Regione Veneto ha fatto un protocollo d'intesa con il Ministero dei Beni Culturali e quindi le soprintendenze, che dice che nella misura in cui i progetti presentati dai proprietari, io adesso parlo della mia attività, vengono presentati prima all'Istituto regionale delle ville col suo ufficio tecnico che ne avvalora la qualità, passano alla soprintendenza e il protocollo d'intesa li mette immediatamente in una celerità di risposta. Questo la dice molto sul fatto che si dà ai proprietari la possibilità di intervenire con quella celerità necessaria e bisognosa oggi. E Giulio Gidoni, nel suo intervento, un prezioso schematismo o brevità, ci ha detto che l'Istituto regionale potrebbe, riprendendo la legge 17 del 919 del Veneto, fare sì che le dimore prendano per mano i borghi e diventi un elemento trainante oltre che delle ville. Ben venga questa situazione, perché proprio i borghi sono la linfa vitale del territorio nazionale. Ho sentito con molto interesse la relazione del professore che mi ha preceduto, cioè il fatto che siano proprio innervati a qualificare la varietà e la potenzialità culturale del territorio nazionale. Del resto ricordo a me stesso, quando Carlo Magno da Aquisgrana si muove per andare a essere incoronato a Roma, le cifre dicono il Natale dell'800, in effetti fu il 799, poi per esigenze più auliche hanno detto Natale dell'800, e quando si muove da Aquisgrana, quando arriva in Veneto, ritarda il suo arrivo, ricordato dagli storici, perché viene incuriosito da tutti quanti i piccoli centri, i piccoli borghi, tutti depositari di valori culturali che hanno alle spalle. E da allora, insomma, una serie di dati che sono stati evidenziati, il fatto che eventi culturali nelle ville sono tra il 39%, il 27% sono matrimoni e il 9% sono didattici, e forse guardare ai didattici cercando di stimolarli di più, perché didattica vuol dire conoscenza, vuol dire portare avanti anche un colloquio con le strutture scolastiche, spiegare di che cosa sono portatori sia i borghi che le ville. E fanno parte proprio della storia nazionale. Dante Alighieri, che non amava i contadini, era un uomo cittadino. La commedia inizia dicendo: mi incamminai in una selva oscura. La selva oscura era fuori Porta Romana, non era lontana nel Mugello. Però dice al principe, quando gli dedica una serie di elementi, se dobbiamo creare i novelli principi, coloro che sappiano governare il territorio, inserendo nei piccoli paesi delle dimore importanti, o costruendo, bisogna disboscare per far ville. E quanto l'Italia ha fatto in sostanza. E quindi io credo che la giornata odierna ci potrebbe vedere proprio uniti nel portare avanti qualche cosa, che fare cultura e fare salvaguardia è connaturato con le attività dei proprietari. Io spesso ho spezzato una lancia a favore dei proprietari, perché c'era un ambientalismo ricorrente che diceva: come si fanno matrimoni nelle ville, si altera il valore storico. Ma viva Dio, se un proprietario non deve fare delle attività, quelle che sono state richiamate, e quindi anche i matrimoni da non demonizzare, la villa poi non può essere solo abitazione, deve essere anche una villa che, sentendo i suoni della modernità, si adegua a questi e fa iniziative. Ritorno sul tema dei matrimoni. Io ho partecipato a 2 o 3 iniziative di carattere culturale, una della Confagricoltura sulla qualità del paesaggio agrario, è stato giusto oggi richiamarlo come ha fatto Giustiniani, ma un paesaggio agrario che è in continua evoluzione. L'ultimo capitolo dell'ormai storico libro di Emilio Sereni, Storia del paesaggio agrario, dice: questa è la storia del paesaggio, però tenete conto che il sapiente ruolo dei contadini e degli agricoltori ci può dare il paesaggio del futuro. Lo ha detto 50 anni fa, oggi però sento che quel testo è ancora attuale. E mi fermerei ricordando che cosa? Che c'è un'attività di salvaguardia e di tenuta di quelle che sono le dimore, sia i borghi che le dimore che le ville, e molto attiene al modo in cui noi le restauriamo e le guardiamo con attenzione. E a un certo punto Machiavelli, nel 25° capitolo del Principe, dice al principe: dobbiamo creare novelli principi che sappiano governare il territorio. Perché? Dice nello stesso capitolo, non è che il Dio, quindi la fortuna, ci volta le spalle, perché sei il principe, ma lui invita poi ad essere anche chi è proprietario e chi lavora nelle ville e nei borghi, non disbosca le campagne
arbusti selvatici che potrebbero determinare fuochi, non sistema l'alveo dei fiumi, non governa i torrenti e soprattutto non mette mano alla propria abitazione con continue sollecitazioni per proteggerla dal vento e dalle intemperie, ci sono i danni. Quindi è la prevenzione che io credo vada portata avanti. Quando vediamo, dove capita, un telegiornale, danni, il torrente del Polcevera che è saltato, ma e ha creato dei danni perché il Polcevera era stato interrato, quindi è mancata proprio la cultura del rapporto con un elemento naturale come il torrente per creare dimore, non nel termine giusto, abitazioni, non in elementi di paesaggio che andrebbero governati. E allora io credo che la giornata odierna possiamo salutarla con molta efficacia, rileggendo il rapporto con più attenzione e dando speranze di governo del territorio a chi oggi è presente nel territorio, quindi quei proprietari che ho detto prima svolgono un ruolo di testimonianza tanto civica quanto culturale. Ringrazio il professor Restucci e passo la parola a Francesco Grimaldi, restauratore di beni culturali e presidente portavoce restauratori per CNA Veneto. Buongiorno a tutti. Innanzitutto porto i saluti della CNA a tutti. Sono qui a rappresentare un po' una voce che ancora non è stata in un qualche modo sensibilizzata, che è quella dell'artigiano in un certo senso. Abbiamo sentito parlare giustamente e correttamente di tutte quelle che sono le problematiche all'interno dell'edificio, dell'immobile, le problematiche dell'abitazione. E tutto questo può essere eseguito, può essere mantenuto grazie alla manodopera, alla capacità di realizzare e concretizzare il bene. Quando parliamo di conservazione e l'importanza di mantenere vive queste dimore storiche, dobbiamo ricordarci che deve esistere la capacità di mantenere questi beni. Quindi devo dire che oggi stiamo vivendo un momento molto triste per quella che è la bottega, l'artigianato e la manodopera. Abbiamo delle grandissime problematiche nel mantenere quelle che erano le vecchie regole, le vecchie ricette, i vecchi artigiani. Le botteghe a Venezia si sono praticamente estinte, abbiamo dei dati allucinanti, anche negli ultimi 3 anni è calato un ulteriore 30% rispetto ai dati degli anni precedenti, che erano ancora più allucinanti. Siamo sopravvissuti a questo Covid, ma in realtà siamo sopravvissuti relativamente, la qualità del lavoro si è persa. Ecco, questo purtroppo devo farlo come prima segnalazione per poi entrare un po' più in merito sull'argomento più bello, che è quello proprio della dimora storica, del piacere, del ragionare di quello che è il nostro patrimonio, il patrimonio che rappresenta nello specifico della città la vita, no? Di quello che è stato il mondo bellissimo di queste piccole dimore storiche, che non sono altro che dei piccoli, io definisco dei piccoli palazzi ducali, ovvero all'interno di ciascun elemento possiamo trovare la storia di chi li ha vissuti. Ancora oggi, se siamo in grado di leggere quello che ci raccontano i pavimenti, le murature, gli intonaci, i soffitti, possiamo capire chi ha vissuto, chi è stato il proprietario, chi è passato all'interno di questi spazi. Ora, io dico sempre che è fondamentale avere coscienza e conoscenza, dove intendo come coscienza, quando noi entriamo come operatori, come restauratori di beni culturali, la coscienza di avere la fortuna di poter entrare e di poter operare in questo tessuto. Abbiamo la fortuna di poter mettere mano su qualcosa che altri non potranno. Abbiamo anche la responsabilità di capire cosa stiamo facendo, perché quando, parlando come tecnico, andiamo a fare una pulitura, andiamo a togliere qualcosa che sarà irreversibile, quindi è una scelta estremamente difficile e profonda. Dopodiché questa è la coscienza, quindi la coscienza dell'ambiente, e io dico poi la conoscenza è dei materiali che andiamo a trovare, capire ad esempio quello che può essere un intonaco rispetto ad un intonaco più moderno, un intonaco fatto a calce rispetto ad un intonaco fatto in cemento, un pavimento in cemento rispetto ad un pavimento in calce e via così. Tutte queste cose rappresentano una vita di lavoro, rappresentano una vita di esperienza, esperienze riportate dai maestri. Quello che era la bottega era convivere assieme e il rubar con l'occhio, era questa la tematica.
Quindi è vero ed è bellissimo il fatto di voler portare tutto a quello che è l'istruzione, l'università, lo studio, ed è fondamentale, ma non possiamo perdere e dimenticarci che tutto quello che abbiamo è nato dentro le botteghe. Se le botteghe le perdiamo, e sono già per conto mio ad un livello di estrema difficoltà nel recuperarle, dovremo trovare un sistema moderno di portare la bottega in una lettura anche contemporanea dell'istruzione. In un'altra conferenza avevo assistito ad un tentativo di dire per fare l'artigianato oggi bisogna fare una laurea in artigianato. Questa è stata un'affermazione vera che ha lasciato, come l'artigianato fosse questo mondo così poco delineato. Invece l'artigianato non è altro che un qualcosa di estremamente specifico, che vive di regole e non regole. Ecco, adesso mi viene in mente un mio maestro, un amico, voglio lanciare anche un ricordo a Mario Fogliata, che penso che tanti abbiano conosciuto. E lui quando lavorava faceva le sue opere d'arte, perché tali sono gli interventi che il maestro ha fatto, diceva: quando facciamo il legante a calce bisogna vedere il QB, penso che chi l'ha conosciuto sa di cosa parliamo, il quanto basta, cioè c'è quell'aleatorietà data dal momento dell'igrometria e tutta una serie di cose che solo l'esperienza fa. Quindi se vogliamo parlare ed è un ottimo momento del mantenimento del bene culturale nel riferimento della residenza storica, residenza importante, ricordiamoci che esiste grazie appunto a questo passato che dovremmo cercare di portare alla contemporaneità affinché possa esistere un futuro. Viceversa avremo invece un progredire di interventi assolutamente incoscienti e che senza rendersi conto cancellano quello che è il racconto della storia, e alla fine ci troveremo incoscientemente a non esistere più. Questo è veramente un qualcosa che purtroppo spesso ci troviamo ad affrontare. Ecco, io penso che questo possa essere un momento di riflessione e mi sento di dire che il mio intervento lo concluderei qua, non vorrei proseguire, proprio per lasciare questo messaggio bene presente. Cioè, ricordiamoci che c'è sicuramente l'importanza dell'economia, perché l'economia permette poi ovviamente di poter fare questa qualità di lavoro che ha sicuramente delle esigenze economiche che non sono quelle della speculazione nei termini. Mi dilungo ancora un attimo, ma capita spessissimo di iniziare un restauro e il primo problema è la tempistica. Cioè a me viene detto che entro 10 mesi devi concludere un restauro, che neanche fossero 2 anni per finirlo. Perché? Perché deve essere dato. E non è possibile, cioè ci sono dei tempi, gli intonaci. Adesso abbiamo vissuto questo momento dei bonus facciate, dove noi abbiamo cercato di spingere il più possibile, come Americo sa bene, anche nell'interesse del bene culturale, quindi con Diocesi abbiamo fatto delle belle operazioni. Ieri c'è stata la presentazione di tutto quello che è stato un ottimo risultato, ma la stessa regola del bonus facciata dava delle tempistiche, uscendo da quella che era la logica del tempo, eccetera. Quindi in realtà il nostro mondo ha bisogno di tempo, di storia e di esperienza. Ecco, queste sono le cose che dovremmo andare a recuperare. E io concluderei qua in un breve intervento proprio per lasciarvi questo segnale. Grazie. Grazie mille. Bene, chiamo per le conclusioni Giacomo Di Tiene. Sapete che c'è una importante associazione che riunisce i proprietari di immobili e delle dimore storiche a livello tutto italiano, anche con la sua sezione in Veneto, che è AZZI. Giacomo Di Tiene, presidente nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane dal 2019, dopo essere stato vicepresidente della stessa e presidente della sezione in Veneto. Architetto con specializzazione nella tutela e recupero del patrimonio storico-artistico, ha costituito una società specializzata, tra l'altro nel settore dell'edilizia storica, con progetti che coniugano le esigenze di conservazione con quelli di recupero e di riutilizzo. Collabora su base continuativa con la collezione Guggenheim e con alcuni padiglioni nazionali nell'allestimento dell'esposizione internazionale d'arte e architettura della Biennale di Venezia. Ha realizzato numerosi progetti relativi alla conservazione e valorizzazione dei complessi monumentali, oltre che per la ristrutturazione di teatri in Italia e all'estero.
è ispettore archivistico onorario dal 2019 per la Regione del Veneto e Trentino Alto Adige. Infine è vicepresidente dell'Istituto Italiano dei Castelli del 2013 al 2019 e poi membro del direttivo di sezione. Finisco con un commento tutto veneto, è di Vicenza, quindi il presidente nazionale nella sede opportuna oggi. Grazie Aldo, sei sempre molto generoso nei tuoi racconti. Io parto da un'affermazione che ha fatto il presidente Ciambetti subito questa mattina. Si difende ciò che si conosce, e io aggiungo a ciò anche a cui si dà un valore, perché io difendo ciò che conosco e a cui riconosco un valore. Se non utilizzo un ambiente, se non utilizzo una stanza, se non utilizzo un salone, non ho nessuna ragione per conservarlo, ma per conservarlo devo anche conoscerlo, quindi qui è un circolo, chiamiamolo vizioso, in realtà profondo. Estremizzo sempre il valore dello studio della Fondazione Bruno Visentini in 3 parole. L'osservatorio dà un valore quantitativo ad una qualità che nessuno può mai mettere e ha mai potuto mettere in discussione, e auspico nessuno potrà mai mettere in discussione. Ci dà dati, ci dà numeri, e senza dati e numeri non possiamo certamente definire una politica per il nostro futuro, per il futuro della nostra nazione. Il professor Monti ha ricordato una cosa, ma ormai ci conosciamo da tanti anni, per cui ci continuiamo a citare a vicenda, perché anche io sono perfettamente consapevole e certo che il vero capitale della nostra nazione sia costituito in quest'ordine dai giovani e dal patrimonio culturale che costituiscono le nostre terre rare, una fonte di sviluppo sostenibile, perché lo sviluppo sostenibile non è il pannello fotovoltaico, non sono i pannelli coibenti che i non tecnici non sanno che vengono spesso prodotti con derivati del petrolio che sostenibili non sono, per cui molto spesso è la stessa questione delle auto elettriche, che non abbiamo ancora ben capito se l'auto elettrica nel suo ciclo intero inquina di più o di meno. La stessa cosa è il pannello coibente. Lo sviluppo sostenibile è dare vita e dare un futuro ai nostri territori, è attirare i giovani, attirare il capitale umano e creare delle condizioni perché questo capitale umano in quei luoghi si stabilizzi per mantenere un bene, per mantenere una coltivazione, perché alla fine è il patrimonio immobiliare, è il nostro patrimonio paesaggistico, è il nostro patrimonio agricolo che non può essere delocalizzato. E se Confedilizia, Confagricoltura, l'Associazione Dimore Storiche Italiane sono sostenitori di questo osservatorio, non si sono messi assieme perché si piacciono, ma per una ragione molto importante. Se questo stesso osservatorio è sostenuto da una realtà pubblica, dall'unica banca pubblica, ancora forse per poco, italiana, che è l'Istituto di Credito Sportivo, che presto cambierà nome e diventerà sportivo e culturale, non è anche qui un caso. Se poi pensiamo che ci sono 8 milioni di metri quadrati di beni culturali non utilizzati. Il professor Monti fa sempre l'esempio dell'Empire State Building, dimentica l'altro che per me è più significativo: 17 volte la reggia di Caserta. Se voi avete presente la reggia di Caserta, noi abbiamo 17 regge di Caserta che non sono utilizzati in tutta Italia, ma non in un posto, in tanti posti, quindi in quella diffusione che sarebbe la ricchezza di tanti territori. Non è stato ricordato un dato fondamentale del primo osservatorio del 2019, che i 45 milioni di visitatori che le dimore storiche hanno attratto in 8.200 dimore vanno confrontati con i 49 milioni di visitatori del sistema di musei nazionali costituiti da 2.500 unità. Questo significa che nei musei nazionali abbiamo un numero medio di 20.000 visitatori, nelle dimore storiche di 5.000. C'è un potenziale di crescita di 3 volte e mezzo approssimato per difetto. In termini numerici, di volgare denaro, cosa significa? Le dimore storiche italiane nel 2019 hanno generato 256 milioni di euro sulla dimora storica e oltre 560-570 sul territorio, con un moltiplicatore di 2,1 che è dato da Fondazione Simbola, che è approssimato per estremo difetto sulla base di una serie di verifiche a campione che abbiamo fatto. Ma ci teniamo il valore più basso, perché questi
250 più 570, che sono circa 800 milioni di valore economico, significano lo 0,7% dell'occupazione italiana. Se io moltiplico questo dato per 3 volte e mezzo, vuol dire che posso arrivare ad occupare il 2,5% della popolazione italiana, un 1,8 in più. E questo pensando solo alla filiera del turismo, ma vado a vedere quella dei restauratori, perché noi collaboriamo anche con la CNA a livello nazionale, ma anche con Confartigianato Restauro. Confartigianato Restauro ci dice che tra il 2014, in un loro saggio, e nella loro indagine, tra il 2014 e il 2019, ha chiuso il 34-36% delle aziende dei ristoratori. Siamo ancora in epoca pre-Covid, che poi dopo parleremo anche del Covid e dei bonus. Bene. La nostra rilevazione ci dice che tra il 2017 e il 2021, quindi 2 quadrienni simili, gli investimenti dei proprietari privati sono calati del 36%, sul patrimonio culturale sono calati del 36%. 2 archi temporali che si sovrappongono in parte, 2 dati drammaticamente simili, perché i proprietari privati sono i migliori committenti delle piccole e medie imprese artigiane, perché sull'appalto pubblico l'artigiano non lavora, o se lavora non guadagna, e credo che sia un dato assolutamente certo. I proprietari privati hanno investito nonostante questo calo, il valore di denaro investito dai proprietari privati sulla manutenzione dei propri beni equivale all'1,2% dell'occupazione italiana, in una politica statale, ma non solo statale, perché diciamocelo francamente, le regioni e i comuni potrebbero incidere, in parte inferiore allo Stato, ma potrebbero incidere, in un'assenza totale di politiche per favorire la conservazione di questi beni. Ma assolutamente stolta e anticostituzionale, perché se ricordiamo il dato che ci ha comunicato prima il professor Monti, è solo il 3,8% del patrimonio culturale italiano che ha beneficiato dei superbonus. La norma superbonus è stata palesemente, io ne ho la prova provata perché ci siamo confrontati con costituzionalisti di chiara fama, che era anticostituzionale nella sua esclusione degli immobili accatastati a 1, a 8 e a 9. Grazie ad un'azione della nostra associazione poi siamo riusciti a inserire quantomeno gli A9 perché ovviamente sono quelli meno numerosi in Italia. Ma questo dimostra come non vi sia la consapevolezza da parte di chi ci governa ai vari livelli di che cosa questi beni possono significare. Molti tecnici restauratori sono giustamente messi a montare pannelli coi venti perché li guadagnavano e sul restauro non avrebbero guadagnato un euro. Alla politica secondo me si può chiedere non solo di contribuire economicamente, certamente difficile dato il difficile contesto, ma secondo me alla politica va chiesto di contribuire a quella politica lungimirante che pensa allo sviluppo dei territori, e guardo il dottor Sandonà perché so che è sensibile, quindi qui gioco facile, ma ho conosciuto tante persone nella mia attività di Presidente nazionale, considerate che noi abbiamo quasi un centinaio di incontri con parlamentari e membri di governo all'anno a livello nazionale, europeo, e le nostre sezioni poi lavorano sulle regioni. Quindi abbiamo un contatto davvero difficile, davvero frequente, e devo dire che ci sono tante sensibilità. Non ho trovato queste sensibilità chiamiamoli nei leader forse dei diversi partiti, anche se dobbiamo dare atto per esempio a Fratelli d'Italia di aver inserito nel programma elettorale il tema delle dimore storiche in maniera esplicita. Ecco. Ma i contatti sono davvero con tutte le forze, perché tutti siamo d'accordo che poi la cultura è un elemento unificante, ma lo sappiamo perché viviamo i territori, ne abbiamo bisogno di questo, e ce lo dice anche il Presidente Mattarella, che la cultura è quell'elemento di collegamento transgenerazionale. Il problema è che non riusciamo a metterlo in pratica, ma alla politica lungimirante noi dei contributi li dobbiamo chiedere e dobbiamo pretenderli per invertire una tendenza che nel 2011 ha conosciuto un momento di rottura. L'ultima vera legge a favore del patrimonio culturale risale al 1982, che è la legge 512 dell'82, ma guarda caso il Presidente del Consiglio si chiamava Giovanni Spadolini, che è quello che ha voluto il Ministero della Cultura, una legge che consentiva il 100% della deduzione fiscale sul restauro di tutti i beni, immobili e mobili, vincolati. Una norma che la nostra associazione aveva portato all'attenzione del governo, che era alla firma.
ma purtroppo una forza politica si è opposta e l'emendamento non è mai stato né bocciato né approvato, non hanno osato bocciarlo, ma quando vennero approvati il superbonus era lì e per una notte avevo già stappato la bottiglia. Il tema altro però è certamente quello che ricordava il Presidente Spaziani Testa, di non imporre altri balzelli. Noi stiamo facendo un lavoro molto stretto col Ministero del Turismo perché tutte le eventuali norme restrittive sugli affitti a breve termine escludano il patrimonio culturale, perché è vero, perché Venezia è un'eccezione, non possiamo fare una norma nazionale mirata su Venezia o su Firenze, facciamo una norma su Venezia e su Firenze se lo si ritiene necessario, ma non possiamo proibire gli affitti a breve termine nei territori dove queste dimore non hanno altre fonti di sostentamento e questi paesi non hanno altre fonti di guadagno, di creare economia. Ma va chiesta alla politica, va chiesta anche la semplificazione, ma la semplificazione è una semplificazione mirata di cui abbiamo una serie di proposte che sono articolate e presentate già a vari ministeri, ma che si scontrano poi con le competenze dei ministeri stessi, perché è un luogo comune dire o pensare che siano le sovrintendenze a bocciare i progetti o a complicare i progetti. Molto spesso è la somma, perché quando molte ville sono vicino a fossi, vicino a canali, io ho progetti che sono bloccati dai consorzi di bonifica, a volte dai comuni, abbiamo i piani regolatori che non sono spesso adatti. Nella mia personale esperienza ho avuto quasi trentennale almeno 3 casi di progetti bloccati perché il piano regolatore non era attuale e il vecchio mulino dal piano regolatore era classificato come mulino, per cui la sovrintendenza approva la riconversione ma deve attendere la revisione del piano urbanistico. I tecnici presenti in sala sanno che questo vuol dire 2 o 3 anni, intanto il mulino casca. Ecco. Allora va definito chi è il primo attore a gestire e a governare il patrimonio culturale e non possono che essere le sovrintendenze. Alle sovrintendenze, con tutti i loro difetti, vanno date le strutture, vanno dati i poteri e forse i comuni, le regioni e tanti altri dovrebbero fare dei piccoli passi indietro, perché solo così il patrimonio culturale potrà essere parte di questa ripartenza che io stento a vedere nonostante i buoni propositi, perché non possiamo al patrimonio culturale dare solo oneri economici, perché costa il 40% in più restaurare un edificio storico rispetto a un edificio normale, ma anche burocratici. Non possiamo far sì che nel castello tal dei tali non si possa fare una discoteca se alla sovrintendenza va bene fare la discoteca, e faccio un esempio per assurdo perché il comune non lo prevede. Ma venendo alla Regione Veneto, che come è noto ed evidente è la mia regione di residenza, io devo ricordare che l'Istituto regionale Ville Venete nasce nel 79, ma l'ente Ville Venete nel 54, se non ricordo male, subito dopo 2 guerre. E la Regione Veneto, l'Istituto regionale Ville Veneto è un modello. Io personalmente, abbiamo anche il professor Restucci ha partecipato ad un incontro della nostra sezione Calabria, perché stiamo portando il modello e le leggi del Veneto in Calabria, ma le abbiamo già portate nel Lazio nel 2008 e nel 2010, le abbiamo portate nelle Marche 4 anni fa, le abbiamo portate nell'Abruzzo l'anno scorso, perché l'Istituto regionale Ville Venete costituisce un modello. La mia sensazione, soprattutto in questi ultimi 10 anni, è che la Regione Veneto non sia consapevole della rilevanza di questo istituto, della sua fondamentale importanza per i proprietari e non solo per i proprietari. E ribadisco di come costituisca un modello, e come termine modello mi riferisco alla definizione che ne dà, bellissima definizione che ne dà l'enciclopedia Einaudi. Allora io chiedo alla Regione uno nuovo sforzo, una nuova valorizzazione dell'Istituto regionale Ville Venete. Sottoscrivo l'allargamento proposto dall'amico Giulio Gidoni e mi pare già colto dal professor Restucci, e imploro la Regione di fare questo sforzo, perché perdiamo un'occasione, perdiamo una grandissima occasione, perché va ricordato, lo è stato solo implicitamente, che le ville venete non sono solo ville venete, ma sono parte di un tessuto. C'era un rapporto tra la villa e il palazzo di città. Molte ville sono lungo i canali, perché? Perché i canali erano le vie di comunicazione. Allora bisogna allargare le competenze dell'Istituto regionale Ville Venete per portarle al passo con i tempi, al passo alle esigenze attuali della società. Bisogna valorizzare la dimora, ma bisogna valorizzare il territorio che ci sta attorno. Valorizzare non vuol dire bloccare con nuove norme, vuol dire consentire quell'evoluzione per poter costituire il futuro. Noi abbiamo una grande occasione. Noi possiamo costruire il nostro sviluppo sulla base della nostra identità.
Lo dice Adriano Prosperi in un recente bel testo, che una nazione senza memoria non può avere futuro. Tutti i regimi dittatoriali la prima cosa che fanno è cancellare la memoria. È stato fatto durante la seconda guerra mondiale dai nazisti, è stato fatto dai fondamentalisti islamici recentemente. Allora, noi abbiamo un privilegio, una fortuna di cui non ci rendiamo conto perché ce l'abbiamo in casa, ci siamo cresciuti dentro. Abbiamo il nostro patrimonio culturale, che è capitale fondamentale assieme ai giovani. Da lì possiamo ripartire e abbiamo la possibilità di creare occupazione, di creare lavoro, di creare indotto, di creare economia sana, sostenibile su ciò che rappresenta la nostra identità, su ciò che rappresenta la nostra memoria e così crescere come nazione. Questo è il mio pensiero, il pensiero della nostra associazione, e spero che questo convegno possa aiutarci a concretizzare queste parole, a concretizzare questi dati. Il professor Monti ci metterà a disposizione le diapositive che metteremo a disposizione dell'istituto e del dottor Sandonà, che poi le diffonderà a chi riterrà opportuno, perché da quei dati possiamo partire, perché dobbiamo anche formare la società, dobbiamo formare i nostri cittadini che non sono consapevoli e dobbiamo formare, lo dico fino alla noia, tante amministrazioni locali, perché gli unici amministratori locali che sono realmente consapevoli dei costi di manutenzione e del valore di questi beni sono quelli che li hanno amministrati. Grazie. Giacomo, mentre arriva l'assessore Donazzan a minuti, io vorrei ringraziarti per quanto fai come presidente AZI, ma penso che essendo un instancabile presidente dobbiamo tutti ringraziare per quello che fai, un patrimonio che abbiamo descritto ampiamente questa mattina e quindi credo che sia doveroso da parte di tutti noi. So di tante attività che fa l'associazione AZI, visto che siamo in attesa, mi piacerebbe che illustrassi un po' anche le attività, non solo di battaglia. Allora, l'associazione fa, allora innanzitutto la nostra associazione crede che dobbiamo assolutamente coinvolgere il tessuto sociale e le istituzioni, e questo lo si fa anche attraverso la collaborazione di tante altre realtà. Ne dimenticherò sicuramente qualcuna, ma a parte la CNA, Confartigianato Restauro, Confedilizia e Confagricoltura, noi collaboriamo costantemente con l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili. Io ho lasciato qui sul tavolino a disposizione e sulle sedie dei relatori gli atti di un convegno che abbiamo organizzato 1 anno e mezzo fa, dove sono elencate tutta una serie di realtà che vanno dall'ordine degli architetti all'ordine dei dottori agronomi forestali e quanto altro, ma che non sono lì per mettere il loro logo e perché noi volevamo mostrare che siamo tanti, ma perché crediamo che il nostro patrimonio culturale meriti un'attenzione e una collaborazione fra tanti soggetti, perché solo così possiamo mettere assieme i vari punti di vista. Ognuno deve rinunciare a qualcosa, dobbiamo smetterla di essere una nazione di campanili, ma possiamo fare questo ciclo di convegni. Peraltro adesso ripartirà, lo presenteremo spero entro il mese di febbraio a Roma alla presenza delle autorità e faremo altri 6-8 convegni in un anno in varie regioni d'Italia. Quindi una collaborazione strettissima con tante altre associazioni. Facciamo almeno 3 iniziative all'anno di grande rilevanza. La giornata nazionale, l'ultima domenica di maggio, in cui apriamo oltre 550 dimore storiche in tutta Italia. Un'apertura a titolo gratuito in cui in un giorno molto spesso sono i proprietari ad accogliere i visitatori per raccontare cosa sono le dimore, cosa si cela dietro queste mura, quali attività, quali possibilità di sviluppo futuro. Ma per esempio da 2 anni una manifestazione straordinaria per il successo che ha avuto, che per me è emozionante, che è quello di Carte in Dimora. Storie tra archivi e biblioteche, che facciamo in perfetta sinergia con il Ministero della Cultura. Apriamo oltre 100 archivi privati. Domeniche di Carta è una manifestazione del Ministero della Cultura che c'è ormai da tanti anni, la prima domenica del mese, e noi in accordo con loro il sabato apriamo gli archivi privati. Quest'anno abbiamo avuto la fortuna, possibilità, capacità di fare una presentazione al Senato alla presenza dei presidenti delle commissioni Camera e Senato della Cultura, gli onorevoli Mollicone e il senatore Marti, che ci hanno dato una grande iniezione di fiducia, e l'anno prossimo rilanceremo, non posso sbilanciarmi, ma potremmo
fare ancora meglio, ma oltre 100 archivi privati. Considerate che il Ministero della Cultura col Domeniche di Carte ne apre una cinquantina, noi in 2 anni oltre 100, per dare una dimensione anche del patrimonio archivistico, che non mi ricordo se è stato il professore Stucci prima o qualcun altro a citare, anche della rilevanza che ha ai fini dello sviluppo futuro del territorio, perché noi alimentiamo anche la filiera della conoscenza. Parliamo di turismo, parliamo di restauratori, dimentichiamo gli storici dell'arte, che spesso invece il presidente Ciambetti ha fatto bene a ricordare all'inizio. L'altra nostra iniziativa, che da quest'anno è stata spostata all'11 novembre, che è diventata Giornata Nazionale dell'Agricoltura, è quella che facciamo con Confagricoltura per promuovere, è promossa dalla nostra associazione Giovani assieme all'associazione Giovani di Confagricoltura, per promuovere il connubio tra dimora storica e patrimonio agricolo, e lì prevediamo l'apertura di dimore con vendita anche di prodotti delle aree contermini. La nostra associazione è organizzata su sezioni regionali, una in ogni Italia, una in ogni regione d'Italia, con l'unica eccezione della Valle d'Aosta che fa sezione unica col Piemonte, e poi abbiamo una rappresentanza europea. Siamo soci fondatori delle European Historic Houses, che raccoglie circa 29 partner. Anche lì soffriamo la burocrazia dell'Europa, perché siamo una piccola Unione Europea, però devo dire che si lavora e che si lavora molto, e lì cerchiamo anche di impegnare ovviamente i nostri parlamentari europei. Interessante. Scusami, ho dimenticato una cosa fondamentale che devo dire, perché Aldo, come voi sapete tutti, ha anche un ruolo come rappresentante dei Veneti nel mondo. Stiamo in questi anni sul tema del turismo, lavorando con lui e con altre associazioni simili in tutta Italia, sulla promozione del turismo delle radici, perché alla fine, quando parliamo con gli stranieri, che hanno molta più sensibilità al nostro patrimonio, alla sua diffusione e al valore, lo apprezzano molto di più, perché i legami sono talmente forti che sono spesso più sensibili di noi, che questo patrimonio lo viviamo tutti i giorni. Sì, abbiamo anche i numeri di quanto stanno aumentando, soprattutto in Latino America, gli oriundi veneti, i viaggi ai borghi della terra di origine, anche concretamente con una capacità di spesa interessante per... Mi hai segnato un dato, dimmi se lo cito giusto: 2022 20.000 matrimoni, giusto? Sì. 20.000 matrimoni di oriundi in Italia, è economia. Sì, un altro dato è quello degli archivi, perché non si pensa, non si riflette tanto sulla necessità di fare ricerca, perché la ricerca porta novità e quindi la novità porta anche a conoscenza e soprattutto anche non solo a chi fa ricerca, ma si è trasmessa anche infine ai visitatori. Allora, prima di lasciare la parola all'assessore, ti do una news, perché è una decisione, è una novità di ieri. Nella nostra collaborazione con la Fondazione Banco Napoli, dal prossimo numero della nostra rivista avremo dei racconti di immigrazione. Ah, che bello. E la rivista dove è visitabile? Ricordiamo. Noi abbiamo una rivista digitale, che avevamo una vecchia rivista sospesa per costi anni fa, adesso è trasmessa in digitale, chiunque la vuole, è gratuita, chiunque la vuole ricevere basta che ne faccia richiesta, ci comunichi all'indirizzo info@lazio.it, il proprio indirizzo, e via dicendo. In questo concludo un'altra cosa: guardando gli artigiani, noi abbiamo, proprio per fare rete, per fare sostegno reciproco, abbiamo realizzato un'area riservata dove abbiamo creato un hub, un club di proprietari e imprese, che siano fotografi o che siano artigiani. La nostra idea è creare innanzitutto un luogo di confronto, e all'interno di questo luogo di confronto eventualmente trovare anche l'artigiano giusto per fare un certo lavoro o meno, perché gli artigiani sono sempre meno. Io personalmente, in un lavoro, per trovare un restauratore della carta a Vicenza, ho dovuto viaggiare tra Bolzano e Roma, perché a Vicenza non ne trovavo. Questo è un problema che dobbiamo affrontare, e mi piace l'idea di pensare a nuove forme di istruzione agli artigiani, visto che le botteghe non ci sono, ma non riesco a immaginarmene ancora una. Bene. Esatto. Grazie. Da avvocato non posso anche non citare la bella attività che fa l'associazione di assistenza legale e fiscale. Vedo tra i presenti l'avvocato Bruno Nichetti, esperto in questa materia. Bene, concludiamo. È arrivata l'assessore Elena Donazzana, assessore all'istruzione, formazione e lavoro. Do a lei la parola.
Buongiorno a tutti e mi scuso, ma io ero prevista qui oggi tutto il giorno perché ero molto interessata per gli autorevoli ospiti, per le relazioni, per il tema. Ringrazio il collega Sandonà che ha voluto questo incontro. Poi ieri sono stata precettata sulla capitale e il primo treno era quello che ho potuto prendere, che mi fa arrivare qui con un colpevole ritardo. Perché poi, dicevo prima, io sono una grande ammiratrice del rettore Restucci e vorrei ascoltarlo sempre, perché tutte le volte che ho avuto modo di confrontarmi con lui, da rettore, da estensore delle relazioni sul patrimonio UNESCO, sulla sua grande capacità di leggere il paesaggio fatto dall'uomo, costruito dall'uomo, oltre che quello costruito da Dio, mi ha dato sempre grandi stimoli. Allora, alcune informazioni e considerazioni, perché ritengo questo convegno particolarmente rilevante anche sotto l'aspetto di una divulgazione di ciò che la pubblica amministrazione, segnatamente la Regione del Veneto, fa. E il mio assessorato, perché il tema ricorrente è proprio quello delle figure professionali. Prendo spunto dalle ultime battute di Giacomo Di Tiene e per dire che è vero, si cercano figure altamente specializzate, ma la nostra idea di altissima specializzazione è un po' un mito incapacitante se non cominciamo a metterci in dialogo tra di noi. Non troveremo mai, siamo alla ricerca di ciò che vorremmo esattamente formato e ci pare di non trovarlo mai. Siamo alla ricerca di soggetti che dovrebbero essere così attenti, capaci, formati da essere a disposizione quando ci occorre, e spesso questo non trova una risposta, diciamo, di criticità. Però proviamo a dirci un po' di più, e anche l'idea di stare in rete in questo modo credo che sia molto interessante. Proviamo a dirci un po' di più che cosa facciamo. Allora, che cosa fa la Regione del Veneto? Dal 2016 ogni anno, anche nei momenti difficili, quando dovevamo riprogrammare le scelte, l'attenzione per il tecnico restauratore dei beni culturali è sempre rimasta una pietra miliare, diciamo così, della nostra programmazione regionale. Usiamo fondi comunitari, spesso ovviamente questi hanno una loro declinazione molto articolata nella parte di gestione, ma abbiamo soggetti nel tempo, e sto parlando ovviamente degli enti di formazione accreditati nello specifico ambito, che hanno mostrato non solo la loro capacità e la loro storicità, ma anche una certa intelligenza nel leggere il territorio. 20 milioni di euro in questi, dal 2016 ad oggi, dedicati solamente a una figura altamente specializzata, che non è la figura rigidamente programmata quando pensiamo ai percorsi, ma è una programmazione molto flessibile che ha la sua continuità nei fondi che la Regione dà ogni anno. 2,5 milioni ogni anno, dal 2016 a oggi, e sarà così per come stiamo immaginando la programmazione futura. All'interno di questo, una serie di soggetti accreditati presso la Regione del Veneto che possono quindi utilizzare quelle risorse, ma specializzati nello specifico settore. Che cosa dobbiamo fare di più e meglio? Dialogare con questi enti, fatto che questa programmazione è continuativa nel tempo e ovviamente produce però i suoi effetti non in un pronto uso, ma al termine di un percorso formativo, che è molto serio, molto rigido e che dura 3 anni. Quando poi abbiamo intercettato alcune novità nell'ambito della formazione nazionale, perché il quadro di riferimento ovviamente è quello nazionale, siamo stati tra i primi, sono 16 regioni in Italia che hanno deciso di fare questo percorso, però ne sono partite solo 8, per i giardinieri, il titolo esatto, per non sbagliare, è Giardinieri d'arte per giardini e parchi storici. Nell'81 c'è un testo importante che individua questo tipo di oggetto della conoscenza e del patrimonio nazionale, ma non vi era mai stata un'attuazione. E la Regione del Veneto anche su questo ha fatto partire il primo corso, è un corso che è partito nel 2023, quindi quest'anno di fatto, sono 140 le persone selezionate. Noi siamo diventati attrattori di cervelli, di intelligenze nella formazione
diciamo, nell'alta formazione artistica che poi si deve ovviamente dispiegare nelle risposte che devono essere date rispetto a contenuti che possono essere aggiornati e anche curvati rispetto al territorio, alle esigenze specifiche. Allora serve maggiore dialogo, perché se la Regione, tra di noi intendo, se la Regione fa queste scelte di programmazione strategica per tutto ciò che non devo ripetere perché sarà stato detto magnificamente da altri, del valore del patrimonio, di quanta presenza di beni e di quanta vivacità c'è anche tra coloro che non dovremmo mai smettere di ringraziare, che sono i proprietari, custodi, con veramente grande responsabilità e anche grandissimi oneri di questo patrimonio, per lo più privato. Beh, allora in quest'ambito della formazione, dove c'è tanta attenzione da parte nostra, la nostra capacità dovrà essere quella di aggiornare il più possibile. Chiudo con una piccola nota che un po' mi rammarica. Perché vedete, quando si parla di formazione si cerca di intercettare ciò che sarà, ma si parte da un bisogno. Ho detto in premessa, cerchiamo, non troviamo e siamo subito pronti a dire manca. Quando devi programmare è un frutto che ha il suo dispiegarsi in un tempo, deve avere molta capacità di convincimento verso i nostri interlocutori altri, cioè non il proprietario, non l'ente di formazione, ma il giovane, la persona che deve riqualificarsi, che magari pensa di sapere già tutto perché è tanti anni che lo fa. Ecco, questo è un po' la nostra criticità. In tutto questo però ci sono anche delle novità che sono diciamo oggi all'onore della cronaca per anche delle criticità evidenti. Quando si è deciso di far partire il liceo del Made in Italy con una norma di Stato, si è pensato di dire c'è un patrimonio che ha un valore, che in economia ha un valore e si chiama Made in Italy. Per gli studiosi per gli studiosi di economia è banalmente un logotipo che viene equiparato o comparato a orrore Coca-Cola, no? Bene. Però ha un suo valore. Ha un suo valore che deve essere quindi declinato rispetto a che cosa genera quel valore e come viene generato. Ancora prima, se per generare quel valore abbiamo bisogno di una formazione dedicata. Ebbene, questo liceo, che dovrebbe avere esattamente questo compito, cioè quello di avere più storia dell'arte, più economia nella gestione della cultura e dell'economia del bello, è questo. Lì, quei contenuti lì, devono vedere anche i nostri suggerimenti, la nostra declinazione. Invece come si è deciso? Si è deciso di dire aspettiamo, vediamo, o forse si è cercato di criticarlo senza nemmeno provare a comprendere cosa potesse essere, cosa potesse generare lì dentro. Questo è lo sforzo più grande, cioè immaginare che cosa sarà la formazione che genererà valore a voi, per il patrimonio complessivo della nostra regione, però sapendo che la formazione non la immagino e la attuo oggi, non è qualche cosa, non è un investimento che posso programmare solo come se fosse l'acquisizione di un bene o la progettazione fattiva che mi genera poi qualche cosa che io tocco con le mie mani e diventa un bene che riconosco. Ma è uno sforzo molto più avanzato e molto più culturale, che prevede per me, perché ho sempre costruito così la parte di programmazione della formazione, un forte dialogo, una forte suggestione da entrambe le parti, e io credo che su questo, per quello che abbiamo fatto e per come abbiamo idea di continuare a investire in questo bello, ben fatto nella nostra cultura, ci sia una forte necessità di una divulgazione nella generalità delle persone e dei soggetti a partire dagli studenti e quindi nelle scuole, e dall'altra percorsi dedicati che possano poi provare a rispondere alle vostre esigenze specifiche. Grazie, sono stata un po' lunga ma ci tenevo tanto. Ringrazio tutti i relatori per le loro relazioni, tutti quanti presenti, e anche alla regia Antonio Franzina e il suo staff per la collaborazione questa mattina. Grazie. Scusate. Ancora Luciano Sandonato. Grazie. Scusate, volevo chiudere assieme con l'amico Aldo Rozzimarin, naturalmente ringraziando tutti, l'assessore Donazzan, prima ricordo anche il presidente Ciambetti che è venuto qua, i
presidenti di AZI, Gidoni e di Tiene, e tutti coloro che sono intervenuti, che oggi veramente ci hanno dato degli input importanti. Credo che da parte della politica sia importante portare, sappiamo qual è l'importanza del patrimonio storico e culturale nel nostro paese, nella nostra regione. Credo che abbiamo ricevuto degli input importanti oggi. È compito anche della politica portarli avanti, cercare di portarli avanti, magari accendere qualche luce anche oltre al legislatore veneto, anche al legislatore nazionale, perché sono diversi i problemi che si portano avanti nel corso degli anni, li abbiamo sentiti, li conosciamo, sappiamo anche quelle che sono le misure che si possono prendere in certe determinate situazioni. Abbiamo anche delle idee per farlo, credo che abbiamo anche la forza per farlo. Qualcuno ha ricordato prima che questo trova anche forma in anche qualche programma politico dei partiti, e credo che questa del patrimonio culturale, che come è stato anche ricordato in qualche altro intervento, è il petrolio del nostro paese, è la vera risorsa del nostro paese, che è ancora purtroppo largamente sottoutilizzata, sia un nostro anche modo di guardare con fiducia e positività il futuro. Chiudo veramente la giornata di oggi senza dilungarmi ulteriormente con un auspicio. Questo è il secondo anno che facciamo così, quest'anno abbiamo fatto una presentazione più ampia, quindi un convegno più approfondito su tutte le tematiche del patrimonio storico-artistico della nostra regione e non solo, e dell'Italia. E l'auspicio è che per il prossimo anno si venga qui di nuovo in Consiglio regionale a presentare il rapporto dell'Osservatorio del Patrimonio Culturale Privato, il rapporto 2024 dell'AZI, quindi spero che diventi questo un appuntamento anche per il prossimo anno e per gli anni a venire. Come ha ricordato il Presidente Ciambetti, questa è la Casa dei Veneti e sappiamo quanto importante è il nostro patrimonio qui nel Veneto, e quindi ci teniamo. Grazie a tutti, buona giornata.